Buongiorno, buon sabato 26 novembre, siamo puntuali alle 12 per questa primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 che vi accompagnerà per tutti gli aggiornamenti relativi naturalmente alla cronaca, ma poi ci sono anche tante notizie d'attualità che stanno facendo riflettere, commentare l'opinione pubblica. Parleremo poi di economia, parleremo della stagione turistica per quanto riguarda la montagna veneta che si appresta ad entrare nel vivo alla vigilia delle festività natalizie. Insomma, faremo un po' il punto sulla situazione e poi avremo nella seconda parte due sindaci con i quali affronteremo tante tematiche che riguardano da vicino i primi cittadini in questo momento storico così delicato e così particolare che li vede come sempre grandi protagonisti. Però, come detto, in primo piano abbiamo la cronaca e allora partiamo con un caso di meningite a Padova. C'è un ragazzo di 20 anni da lunedì ricoverato in ospedale. È ricoverato in ospedale a Padova un giovane di 20 anni che presentava i sintomi della meningite, poi confermata dalle prime analisi cliniche. Il giovane, che vive in provincia, in un comune a ovest della città, ha iniziato a accusare i primi sintomi domenica. Inizialmente sembrava una forte influenza stagionale, con nausea, vomito e febbre alta. Con il passare delle ore, però, nonostante le medicine, la situazione è peggiorata e la famiglia ha deciso di chiamare il 118. Il ventenne è stato così ricoverato d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove la diagnosi è stata confermata dopo i primi accertamenti, meningite da meningococco, e ora le sue condizioni sono stabili. Come sempre in questi casi è stato attivato il protocollo sanitario, che prevede una terapia antibiotica per tutti coloro che sono stati a contatto con il ragazzo, dai familiari ai colleghi di lavoro agli amici. Non sono emersi altri casi, mentre nei giorni scorsi sono stati accolti anche 2 pazienti pediatrici affetti da una forma di meningoencefalite. Nessun collegamento tra i casi. Poco più di un mese fa la perquisizione della Guardia di Finanza nella sede di Rete Veneta Bassano del Grappa e la misura interdittiva per l'ingegner Giovanni Giannakopoulos. Ora però il Tribunale del Riesame ha completamente ribaltato la decisione. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha revocato oggi la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa applicata dal giudice per le indagini preliminari lo scorso 11 ottobre nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos, difeso dall'avvocato Maurizio Paniz. L'impianto accusatorio contro l'ingegner Giannakopoulos è stato totalmente scardinato e nessuna diffamazione è stata riscontrata nei servizi sulla ULSS 7 mandati in onda su Rete Veneta. L'11 ottobre scorso uomini della finanza si erano presentati nella sede di Bassano su ordine della Procura di Vicenza. Tra 10 giorni saranno rese note le motivazioni del provvedimento di revoca. Sulla decisione del Tribunale del Riesame sentiamo le parole del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Come avevamo previsto, le accuse infamanti contro l'ingegner Giovanni Giannakopoulos si sono sciolte come neve al sole. Tutto l'impianto accusatorio è stato scardinato dall'avvocato Maurizio Paniz, che difende il nostro azionista di maggioranza. Un mese di fango, di accuse gravissime come quella di minacce mai fatte, mai dimostrate, di accuse anche alla redazione di avere pubblicato servizi diffamatori nei confronti del direttore generale Carlo Bramezza e dell'ULSS 7. Tutto questo è diventato una bolla di sapone, però oltre un mese di fango, di giornali che hanno attaccato il nostro gruppo, che hanno dipinto l'ingegner Giannakopoulos come qualcuno che addirittura ordinava, dava ordini, aveva pieni poteri, non essendo poi neanche l'editore, perché l'editore è il figlio, l'ingegner Filippo. Un mese di fango nel ventilatore nei confronti di un uomo che ha sempre condotto battaglie per migliorare la sanità, per aiutare le persone bisognose, che ha inventato la trasmissione Schiacciati, i Veneti schiacciati dalla crisi, che ha raccolto fondi per aiutare i bambini che avevano problemi e dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici. Questo è il sistema Giannakopoulos di cui hanno parlato giornali e televisioni concorrenti, rimestando nel torbido, approfittando di questa situazione
per accusarci di chissà quali nefandezze. Si è tutta sciolta come neve al sole questa vicenda e vorrei ricordare l'articolo 21 della Costituzione che dovrebbe garantire libertà di espressione, il pluralismo, libertà di stampa. Si parla tanto spesso a vanvera di questi valori e bisogna dimostrarli con i fatti. Noi siamo stati cacciati da una conferenza stampa. Che cosa avremmo dovuto fare? Rinunciare a fare il nostro mestiere, a scavare, a indagare, a dar voce ai pazienti, ai malati? Questo abbiamo fatto, questo è stato il nostro dovere fare, anche perché fin dall'inizio della storia di Media Nord-Est e delle nostre emittenti abbiamo detto che saremmo stati dalla parte dei cittadini, non certo dalla parte del potere e di chi vuole imbavagliare i giornalisti. Continueremo a fare questo mestiere, guarderemo sempre alla ricerca della verità. Proseguiamo con la cronaca e con un incidente stradale accaduto nell'Alta Padovana, coinvolte 3 auto, una persona è rimasta ferita. Paura durante la notte in via Balla a Campodoro per un incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 3 per uno scontro tra 3 auto. Una persona è rimasta ferita. I pompieri, intervenuti da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte, oltre ai 3 conducenti usciti da soli dalle automobili. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. E adesso la storia di bullismo che vi abbiamo raccontato dai nostri microfoni, una storia shock che arriva dalla Trevigiano. Nei giorni scorsi il racconto della mamma di un bambino di 11 anni, una storia che ha fatto naturalmente clamore. Ieri è stata presentata la querela nei confronti dei 3 presunti bulli. Si parla anche di istigazione al suicidio. Sono cose che ormai vanno avanti da parecchio tempo. Nonostante la nostra richiesta ai genitori di questi bambini di intervenire, di farli smettere, le cose continuano e quindi abbiamo dovuto per forza dare un giro di vite. La querela è stata presentata di prima mattina in caserma dai carabinieri e a scorrerla, visto che i protagonisti sono degli undicenni, c'è da rabbrividire. Lesioni personali, atti persecutori e istigazione al suicidio, le prime ipotesi messe nero su bianco. I fatti sono quelli denunciati ai nostri microfoni dalla madre del bimbo, da tempo nel mirino di 3 bulli, coetanei o poco più, in un crescendo di botte, lancio di petardi, ma soprattutto frasi di morte. Davvero troppo, sottolinea anche il papà. Ripetutamente hanno detto: ma vai ad ammazzarti, vai a buttarti nel Piave, che buttiamo anche la tua bicicletta dopo. Gli fanno sempre anche il segno che uno fa quando gli si taglia la testa. Il bambino, aveva raccontato la mamma, dorme male, si rosicchia le unghie, in un caso ha fatto la pipì a letto, ma ci sono anche altri segnali di forte disagio, colti dal padre. Mi sembrava strano che da un mesetto a sta parte ha iniziato a chiedermi di portarlo a scuola la mattina oppure se poteva andare in bicicletta piuttosto che in autobus. I bulli in paese sarebbero noti, adesso bisogna capire come si muoverà l'arma nei loro confronti e delle rispettive famiglie. C'è da verificare ogni accusa, ma se la risposta dei carabinieri è stata pronta, affermano i genitori del ragazzino, molto meno lo è stata quella della scuola, frequentata dal figlio e dai suoi presunti aguzzini. Il colloquio, anch'esso avvenuto in mattinata con la preside e altre collaboratrici, non ha avuto un buon esito, sia nei toni che nella sostanza. Loro hanno ripetuto tante volte: noi non possiamo fare niente fuori dalla scuola, i bambini non stanno insieme durante le ricreazioni, che non è vero, basta andare fuori dalla scuola, li vedi, sono tutti insieme. Nel frattempo hanno detto che non possono garantire l'incolumità di nostro figlio, quindi per questo motivo abbiamo detto: beh, se non potete garantire l'incolumità, noi lo teniamo a casa da scuola, cioè il posto dovrebbe essere più protetto. Se rifiuta di proteggerlo non mi sembra una cosa giusta, insomma. Il bambino quindi al momento resta a casa, con la scuola che ha invitato i genitori tramite mail a prendere contatto con il referente scolastico per il cyberbullismo. Crolla il tetto di un edificio abbandonato a 2 passi da Prato della Valle. Siamo naturalmente a Padova, nessun ferito fortunatamente.
Crolla il tetto di un edificio a 2 passi da Prato della Valle, per fortuna non si registrano feriti. È avvenuto venerdì sera quando, poco prima delle 23, è arrivata una richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Padova. In vicolo Cigolo, una delle strade che si affacciano su Prato della Valle, era crollato il tetto di un edificio abbandonato da tempo. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, intervenuti con il personale di prima partenza, l'autoscala e il funzionario di guardia, hanno eseguito un sopralluogo e una valutazione statica dell'edificio e degli immobili adiacenti. Le operazioni di controllo sono terminate attorno alle 2. I dati della CGIA di Mestre, in arrivo quasi 47 miliardi di tredicesime, di cui 11,4 finiranno nelle casse dell'erario. Sentiamo le parole di Paolo Zabeo della CGIA di Mestre. Anche sulle tredicesime il prelievo fiscale ha raggiunto ormai livelli insopportabili. Quest'anno una buona parte di questa gratifica verrà spesa per pagare le bollette di luce e gas e la rata del mutuo. Solo una piccola parte sarà utilizzata per gli acquisti natalizi, con buona pace di tanti artigiani e altrettanti piccoli commercianti che speravano in una ripresa dei consumi, almeno in questa ultima parte dell'anno. Inquilini delle case popolari mobilitati contro il caro bollette, le spese condominiali insostenibili, il degrado degli alloggi. La protesta arriva fino al cortile di Palazzo Moroni, sede del comune di Padova, e allora andiamo proprio là insieme al nostro Federico Fusetti con Federico Cibotto per capire i motivi di questa mobilitazione. Vediamo se abbiamo Federico Fusetti in collegamento. Non lo vedo ancora. Eccolo qui, lo vedo. A te la linea, Federico, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Siamo a Palazzo Moroni, quindi sede del comune, dell'amministrazione comunale, con Daniela Ruffini, e ci sono tante persone qui. Sportello sociale di Via Baiardi. Chi siete? Cioè, chi sono queste persone qui oggi a Palazzo Moroni? Beh, oggi oltre allo sportello sociale di Via Baiardi ci sono alcuni comitati di case popolari di Padova, insieme all'Unione Inquilini di Padova e allo sportello sociale Catai. Stiamo facendo un percorso di mobilitazione perché in questi mesi le spese condominiali sono aumentate di 500 volte, abbiamo famiglie in estrema difficoltà. Oltre alla crisi sociale ed economica abbiamo questo enorme aumento delle spese energetiche per scaldarsi e per avere la luce in casa, e le persone non ce la fanno più. Perché siamo qui però proprio a Palazzo Moroni? Non siete soddisfatti di quello che sta facendo l'amministrazione? Beh, abbiamo fatto una serie di incontri, ma questi non sono stati risolutivi. Finora purtroppo non c'è stato alcun passo avanti nell'aiuto da parte delle istituzioni pubbliche. Noi chiediamo un incontro al sindaco ma anche al direttore dell'Ater, perché moltissimi condomini dell'Ater hanno questo problema, le famiglie sono in morosità e rischiamo una valanga di sfratti. Parliamo di quante persone, di quante case più o meno? Centinaia di famiglie, centinaia e centinaia, perché i condomini sono molto vecchi, ci sono gli impianti centralizzati, ci sono gli impianti vecchi con molta dispersione termica, e quindi all'aumento si sommano anche problemi proprio strutturali di questi alloggi. Ha sottolineato più volte la parola famiglia lei, quindi non stiamo parlando di persone sole. Sì, assolutamente famiglie. Beh, ci sono anche molti anziani soli che hanno questo problema, e quindi ci aspettiamo gli sfratti. E in più c'è un'emergenza abitativa in questa città, e nonostante questo si continuano a vendere le case pubbliche, e questo l'Ater deve rispondere anche di questo. Come andrà a finire? Beh, deve andare a finire per forza bene, perché o mandano per strada centinaia e centinaia di famiglie, oppure si mette mano a questo problema, e come è giusto che sia, il sindaco, il presidente dell'Ater e tutte le istituzioni cercano insieme a noi, insomma noi siamo disponibili a fare un percorso di aiuto concreto. Grazie a Daniela Ruffini, in bocca al lupo allora agli inquilini delle case popolari. Se non avete domande vi restituisco la linea.
Grazie davvero a Federico Fusetti, insieme a Federico Cibotto, grazie anche alla sua ospite per questa panoramica su questa protesta in scena a Padova nel cortile del municipio per quanto riguarda le case popolari. Adesso parliamo di turismo, della stagione invernale ormai al via, ci si appresta ad accogliere i turisti soprattutto per le festività natalizie ma non solo, e insomma sulla Marmolada si lavora a pieno ritmo per essere pronti alla partenza puntuali, nonostante insomma le difficoltà che ci sono state nelle scorse settimane, ma si è lavorato e si è riusciti a trovare una soluzione in tempi rapidissimi. Buongiorno a Patrick Pomarè, direttore di Marmolada SPA. Buongiorno Pomarè. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3. Grazie davvero per essere con noi. Allora, innanzitutto, come si sta lavorando in queste settimane e che settimane sono state innanzitutto, perché sappiamo che si sono vissuti giorni intensi, c'era quel provvedimento di Trento che impediva l'accesso, provvedimento che era stato preso dopo la tragedia che c'era stata la scorsa estate sulla Marmolada, e avete lavorato per riuscire a sbloccare la situazione. Sì, diciamo abbiamo attraversato dei giorni che eravamo in ansia, molto in ansia, appunto perché non c'era una situazione chiara, delle tempistiche chiare di quando si sarebbe sbloccato il tutto, cosa che a metà novembre, come abbiamo potuto constatare, è successo e ci ha permesso insomma di essere più tranquilli e iniziare tutte le operazioni necessarie per poter aprire i primi di dicembre. Diciamo che con la neve che ha fatto lunedì ha cambiato lo scenario qui da noi, tutta la montagna ha assunto il tipico veste invernale, bella imbiancata, e abbiamo potuto iniziare a fare tutte quelle operazioni per poter aprire i primi di dicembre come abbiamo preventivato. La data dovrebbe essere quella del 6 dicembre, direttore? Diciamo all'inizio ci eravamo prefissati una data prima che era il 3 dicembre, poi visto le condizioni meteo che confidavamo che lunedì le nevicate, che dovevano essere degli apporti più considerevoli, invece a causa anche del vento che ha in alcune zone della nostra pista portato via quel quantitativo che era all'incirca di 50-60 centimetri nella parte alta, ci siamo prefissati l'obiettivo di aprire l'8 dicembre. Giusto, insomma, in concomitanza con il ponte proprio dell'8 dicembre. Possiamo dire, direttore, che si è riusciti a sbloccare la situazione in tempo utile, perché qualche giorno in più, qualche settimana in più avrebbe compromesso la ripartenza in tempo utile? Sì, direi proprio di sì. Anche la tempistica è stata congrua, insomma, per le nostre aspettative, per fare tutte le nostre operazioni, e quindi non possiamo che essere felici di tutto questo. Che quindi nevica, si sta lavorando in che termini? Come si sta preparando le piste, gli impianti? Tecnicamente quali sono i preparativi per accogliere poi i turisti, gli sciatori? Beh, innanzitutto come tutti sanno, la maggior parte della nostra pista si trova sul ghiacciaio, quindi tutta neve naturale. La neve che ha fatto l'altro giorno abbiamo iniziato a lavorarla l'altro ieri coi gatti delle nevi, mentre da metà pista in giù ci serviamo del nostro impianto di innevamento, e già da 2 giorni dopo che diciamo ci è stata data la possibilità di accedere alla pista abbiamo iniziato a sparare coi cannoni sparaneve. C'è un problema che riguarda ormai in modo uniforme tutti quanti, ed è quello degli aumenti dei costi, e
Fortunatamente nevica, per cui insomma il timore di dover sparare la neve con costi elevati al momento insomma non vi riguarda, però c'è tutto quello che ruota intorno all'impiantistica, che sicuramente risente dei rincari. E quindi che cosa succede? È stato paventato questo aumento per quanto riguarda gli ski pass. Come si sta gestendo la situazione, direttore? Beh, guardi, ad essere sincero, a malincuore sì, dobbiamo dire che noi applicheremo dei leggeri aumenti sui nostri ski pass, ma vorrei sottolineare che noi comunque da parecchi anni che non abbiamo fatto aumenti ai nostri biglietti. Quest'anno abbiamo deciso, visto appunto le condizioni economiche che indubbiamente hanno un peso i costi energetici, abbiamo deciso di applicare un aumento circa del 10% sul giornaliero che era rispetto all'anno scorso. E sono però aumenti che non vanno a compensare quelli che sono invece i veri e propri rincari che si sostengono per far funzionare tutta la macchina. Esattamente, sì, perché muovere mezzi, fare innevamento e funivie e quant'altro, insomma, teniamo conto che noi abbiamo 3 funivie che ci portano in quota in soli 12 minuti, quindi si necessita di parecchia potenza dei nostri impianti funiviari, ma tutto ciò al di là dei costi che per certi versi sì, ci sono del 10%, però tutto sommato con il servizio che si può dare e si può usufruire della pista, degli impianti, direi che è in linea con, diciamo, con le aspettative dei clienti, insomma, e anche l'andamento dei costi che si può anche constatare su tanti ambiti, non solo sulle funivie, ma su tanti settori. Ma complessivamente di che rincari parliamo per tutto quello che è la realtà degli impianti e di una realtà come la vostra? Ma guardi, a livello di costi energetici sì, possiamo quantificarli di 3-4 volte il costo medio che pagavamo l'anno scorso a kilowattora. Quindi costi diciamo onerosi soprattutto anche con l'utilizzo degli impianti. Ma tutto ciò, al di là dei costi che sicuramente influiscono all'interno della società, abbiamo comunque in ogni caso stiamo facendo tutto quello che serve per poter aprire e dare un servizio adeguato ai nostri clienti. Anche perché lo ricordiamo, insomma, ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno interessato direttamente tutto quello che è stata la realtà del turismo invernale, per cui insomma questo è l'anno della vera e propria ripartenza per tutta la montagna. Indubbiamente per tutta la montagna, per tutti i comprensori sciistici, ma vorrei anche al di là della tragedia che ci ha colpito quest'estate, mandare avendo il riaccesso alla Marmolada, mandare il messaggio che la Marmolada è anche bella e c'è un patrimonio per tutti, che tutti hanno il diritto di visitarla e di viverla. Insomma, questo è anche il messaggio che secondo me dovremmo anche tramandare a tutti quelli che vorranno venire e potranno venire a trovarci. In sicurezza, direttore. E senza ombra di dubbio in sicurezza, perché diciamo, la sicurezza per noi è il punto fondamentale di tutto. Che stagione sarà questa a cavallo tra il 2022 e il 2023 per la Marmolada? Ma io credo una buona stagione, almeno anche vedendo diciamo, le prenotazioni in valle e la richiesta che c'è dei servizi alberghieri e degli appartamenti. Mi aspetto che ci sia una buona affluenza e una buona stagione invernale, e spero anche che anche diciamo, Madre Natura con le nevicate ci aiuti un po', insomma, perché tutti sanno che in un bel paesaggio imbiancato è la più bella cartolina per tutti, insomma.
Anche per chi non è uno sciatore, però vuole godersi comunque panorami meravigliosi, godersi la bellezza, la magia della neve, tanto più durante magari le vacanze di Natale. Quindi insomma ci auguriamo che, ricordiamo l'anno scorso c'era stata la beffa delle nevicate che avevano faticato ad arrivare, insomma quest'anno sembra che finalmente ci sia stato il cambio di marcia e la neve stia arrivando. Le previsioni parlano di ulteriori nevicate nei prossimi giorni, per cui insomma si sta lavorando, Madre Natura lo sta facendo per la sua parte e voi state lavorando perché sia tutto pronto, lo ricordiamo, per l'8 dicembre, giusto direttore? Sì, l'obiettivo nostro è quello, salvo imprevisti, l'obiettivo è quello. Perfetto, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo intervento, grazie a Patrick Pomarè, direttore Marmolada SPA, e naturalmente buon lavoro per questi giorni di ripartenza. Grazie davvero direttore. Grazie a lei, grazie a tutti e a vederci presto da noi. Assolutamente, la ringrazio, grazie davvero. E questa è la situazione dunque per quanto riguarda la Marmolada che riesce, ce l'ha fatta a sbloccare quella situazione che preoccupava tutto un settore, quello del turismo invernale, che poi non interessa solo gli impianti ma interessa gli alberghi, i bar, i ristoranti, e quindi è stata una vera e propria mobilitazione per permettere che questo potesse avvenire in tempo utile. Avete sentito, le intenzioni sono quelle per la partenza dell'8 dicembre. Uno sguardo veloce prima di andare in pubblicità ai quotidiani nazionali, nei siti, dal Corriere a Repubblica, questa in particolare Repubblica.it, il primo piano sulla tragedia che si è scatenata a Ischia, sull'isola di Ischia, dovuta al maltempo, 125 mm di pioggia che hanno portato ad una frana che con detriti, fango ha trascinato fino al mare, abitazioni, tutto quello che trovava dietro di sé. Il bilancio è un bilancio pesantissimo, si parla di 8 morti accertati, ma ci sono altri dispersi. Il bilancio dunque è destinato a crescere nelle prossime ore, tra i dispersi anche un neonato, 100 persone isolate, naturalmente in difficoltà anche i soccorsi. L'appello del sindaco di Ischia ai cittadini è di rimanere in casa. Adesso io mi fermerei per la pubblicità, ho visto l'ospite già in collegamento, se mi siete gli chiedo un attimo di pazienza, pubblicità e poi torniamo subito in diretta. Rieccoci in diretta, abbiamo fatto prima un viaggio sulla Marmolada imbiancata, pronta a riaprire i propri impianti per il ponte dell'8 dicembre, poi per le festività natalizie, ma vediamo qual è la situazione dal punto di vista degli alberghi, degli hotel per queste festività natalizie, in montagna naturalmente, ma poi sappiamo avere un capitolo a sé tutta la realtà delle città d'arte, con anche dei problemi legati agli appartamenti turistici. Parleremo anche di questo insieme a Giulio Cavara, vicepresidente Federalberghi Veneto. Buongiorno e grazie per essere con noi, grazie mille. Buongiorno. Allora, che situazione, che aria si respira nella nostra montagna per quanto riguarda le prossime festività, a partire dal ponte dell'8 dicembre, ma poi guardando al Natale, al Capodanno, che previsioni si fanno per l'occupazione delle strutture alberghiere? Ma diciamo che la preoccupazione più primaria per la montagna oggi è legata a due aspetti fondamentalmente. Il fatto che nevichi, perché la neve sappiamo che è fondamentale, anche se esistono ovviamente le situazioni artificiali, nel senso possiamo innevare tranquillamente, siamo ben attrezzati, però un fondo di neve determinato dagli aspetti meteorologici evidentemente dà quella sicurezza in più che possa essere una buona stagione invernale. Oltre a questo ovviamente preoccupa molto il caro energia, ahimè è un tema ricorrente, un tema che già da quest'estate, soprattutto anche per quanto riguarda gli aspetti legati all'aria condizionata e adesso prossimamente al riscaldamento, ci preoccupano un poco. Per cui evidentemente non è possibile scaricare, tra virgolette, sui prezzi applicati gli aumenti che abbiamo avuto, per cui molti verranno assorbiti dalle nostre aziende, però effettivamente è una grandissima preoccupazione che ci auguriamo che si normalizzi normalmente e che in ogni caso il governo, con una politica di sostegno attraverso dei crediti d'imposta o contributi, riesca quantomeno a mitigare.
Perché ce lo siamo detti ieri, Vicepresidente, non è possibile tenere i turisti al freddo, non è possibile non offrire loro un pasto caldo e quindi i costi aumentano. Diceva lei giustamente, non si possono far ricadere sui prezzi finali, anche se poi magari nel corso della stagione potrebbe esserci un'aggiustatina ai prezzi. Cioè, si parlava di tariffe variabili ad inizio stagione, Vicepresidente, perché questa insicurezza di quello che sarà poi l'andamento dei prezzi del gas, dell'energia elettrica, chiaramente non permettono di fare un listino prezzi che sia uguale da oggi a domani. Questo sì, in effetti sì, perché il gas, abbiamo visto, è andato dai 100 euro megawattora negli ultimi tempi, è arrivato a più di 300, per cui lei capisce che il fatto di trovarsi delle bollette triplicate non possiamo rimanere insensibili a non tarare anche le quotazioni sulla base dei costi fissi che abbiamo. Chiaro che noi vorremmo, tra virgolette, non toccare quelli che sono gli assetti tarifari, però siamo in un momento talmente, come dire, estremamente dinamico da questo punto di vista che facciamo fatica ad avere delle certezze in questo senso. Devo dire che c'è comunque grande attenzione, la montagna sta ricevendo delle prenotazioni, diciamo c'è un mercato molto attento, come del resto è sempre stato. Ripeto, la variabile meteorologica, il fatto che ci sia un buon innevamento e che ci sia una stabilizzazione quantomeno dei prezzi e dei costi, questo sicuramente aiuterebbe molto. L'anno scorso, o meglio, durante l'estate si era riproposto il problema della carenza di personale da impiegare anche nelle strutture ricettive. È un problema che si ripropone anche adesso con l'inverno? Ahimè, il problema del personale è un problema che abbiamo nelle città d'arte, in montagna, al mare, è un problema, ahimè, generalizzato. Non si sa se sia, evidentemente ci sono una serie di concause, non tutto dipende ovviamente dal reddito di cittadinanza, che peraltro nelle regioni del nord ha un'incidenza molto più marginale rispetto ad altre località italiane. Certo, se non ci fosse stato avrebbe sicuramente creato qualche posto di lavoro in più, però ci sono tante altre cause che determinano, ahimè, questo fuggi dal mercato del turismo, e questo è un problema che avremo nei prossimi anni e sicuramente su cui dovremo intervenire. Avete notizie di realtà ricettive, di hotel che hanno deciso, a fronte di questi costi, di attendere nella riapertura, di aspettare, o addirittura hanno deciso di prendere la scelta più drammatica e anche più sofferta di non aprire questo inverno? Ma guardi, a me, io ho le notizie certe che per esempio nelle città d'arte, Verona ma anche tante altre, dove d'inverno c'è l'esigenza evidentemente di riscaldare le strutture, molte aziende abbiano già pianificato delle chiusure, perché ancorché rimanessero diciamo così, le quotazioni attuali del gas, in determinate stagionalità non di primo livello, come per esempio adesso durante l'inverno, non c'è molto spesso la sostenibilità economica di rimanere aperti, per cui alcuni sicuramente, le posso già dire, che hanno pianificato chiusure. Io parlo della mia città Verona, ma io so che tante altre città d'arte stanno facendo gli stessi ragionamenti, per cui anche questo è un tema molto preoccupante purtroppo. Perché le città d'arte, come accade per ogni stagione, in estate sappiamo avere una logica a sé rispetto a quello che è il turismo del mare e del lago, in inverno rispetto al turismo della montagna vivono realtà diverse, e quindi le chiedo, per quanto riguarda le festività natalizie, che feedback avete dalle strutture delle città d'arte, e poi apriremo una parentesi anche per quanto riguarda gli appartamenti turistici, perché diciamo che in qualche modo minacciano, forse una parola grossa, però bisogna fare poi un ragionamento anche su questo. Partiamo intanto da quelle che sono i dati, le previsioni per le città d'arte. Ma a livello previsionale le città d'arte devo dire che sono ben attenzionate da una certa fascia turistica, anche durante l'inverno, chiaro, non parliamo di numeri diciamo di altissima stagione, però ogni realtà cerca di attrezzarsi durante l'inverno con delle mostre, con dei mercatini, con delle situazioni che possano accrescere l'appeal del territorio. E se ci sarà
una risposta dal punto di vista del mercato che consenta evidentemente di fare un po' di leva sul prezzo e avere un piccolo delta di utile, sicuramente gli alberghi rimarranno aperti. E ahimè andiamo a previsioni, per cui si tratterà poi di valutare quanto il pubblico nazionale e internazionale possa, come dire, scegliere le città d'arte, parlando in questo caso di questo, lei mi pare mi abbia fatto il focus sulle città d'arte, e dopodiché vedremo, ci regoleremo in base al mercato, in base al mercato regoleremo quelle che saranno le dinamiche di aperture, chiusure e quant'altro. Quello degli appartamenti turistici è un fenomeno per le città d'arte in aumento. E che ripercussioni ha questo? Ma guardi, in primis ha una ripercussione sul territorio, sulle città stesse. Prima di affrontare quello che può essere un tema di concorrenza sleale tra un mercato regolamentato come settore ricettivo, alberghiero ed extra-alberghiero, e il mercato degli affitti turistici, ci pone un problema urbanistico serio che stanno affrontando le amministrazioni, ahimè con grande lentezza. La politica è da anni che viene sollecitata ad occuparsi di questo problema, perché come lei sa gli affitti turistici non sono regolamentati dalle regioni che regolano la materia turistica, ma si rifanno al codice civile nazionale, per cui l'intervento dal punto di vista normativo deve avvenire a livello nazionale. Io dico che la cosa più semplice sarebbe che ci fosse una legge che porta anche questa realtà, di cui non si può far finta che non esista, nel comparto ricettivo e come tale regolamentato. Questa strana anomalia determina poi cosa? Una esplosione di questi affitti turistici che svuotano le città del loro ingrediente fondamentale, che è il residente, determinando quello che ormai è sotto gli occhi di tutti, la desertificazione dei centri storici, e il fatto che ormai le città sono delle sorte di Disneyland a cielo aperto, e noi come albergatori siamo preoccupati, e mi creda, non per avere un concorrente sleale in più, ma perché le nostre città sono belle vissute dai residenti. Il turista è un ingrediente importante, ma deve rimanere tale. Per avere un turismo poi regolamentato, un turismo che sia all'altezza delle bellezze delle nostre città d'arte, pensiamo a tutta la discussione intorno a Venezia, ma insomma può essere poi fatto per ognuna delle nostre città d'arte, da Verona a Padova, a Treviso. Sì, ma allora qui bisogna anche essere molto chiari, qua non stiamo parlando di integrazioni di reddito familiare, come inizialmente era concepito il vecchio bed and breakfast. Qui sono vere attività imprenditoriali e come tali devono essere regolamentate, ma e anche da un punto di vista numerico devono essere limitate, ancorché imprenditoriali. Perché quando in una città si vede, io parlo di Verona perché è il mio territorio, un centro storico dove ci sono più di 4.000 appartamenti, lei capisce che sono 4.000 famiglie in meno che vivono una realtà che invece prima era vissuta diversamente, creando un turismo evidentemente eccessivo e anche l'appetibilità del territorio ne viene meno. Cioè i clienti che storicamente frequentano Verona e ci tornano hanno trovato troppa gente e la troppa gente non rende più appetibile un territorio. Io penso che bisogna lavorare a parte il discorso dell'equità che ho sottolineato prima, anche sul fatto della sostenibilità territoriale e come tale credo che debbano essere fatti degli interventi, che la politica non dorma più su questo argomento, ma che intervenga, che siamo già oltre il tempo limite. Come Federalberghi cosa avete fatto, cosa intendete fare per fare pressione, tra virgolette, sul governo, in tal senso, sulla politica, perché vengano regolamentate queste realtà? Ma guardi, la Regione Veneto la nostra Federalberghi Veneto ha già una proposta che ha inoltrato alla nostra federazione nazionale. Noi pensiamo che chi affitta stabilmente ai turisti, e gli affitti di cui stiamo parlando sono affitti a 365 giorni all'anno, devono avere quantomeno l'onere di essere regolamentati nei numeri. Un'amministrazione decide che ne servono, va bene, vi concediamo di aprire. Se un territorio è già saturo, dobbiamo fermarci. Questo è il punto. E ci sono vari strumenti. Uno potrebbe essere, come ha adottato la Francia del resto, il cambio di destinazione d'uso. Uno che decide di non affittare al classico 4+4 ai residenti, ma vuole affittare ai turisti, come tale è sui portali di prenotazione e quant'altro, il suo appartamento da uso abitativo deve diventare uso turistico. Con questo si portano oneri ai comuni,
e incassano dei denari, ma soprattutto i comuni hanno modo di concedere o meno questo cambio di destinazione d'uso e diventa uno strumento di controllo. Se diversamente non si va in questa direzione, ci si limita solo al chiedere l'imprenditorialità, non risolve il problema, capisce? Perché bisogna che i comuni, come fanno per gli alberghi, abbiano modo anche di governare i numeri in questo che non è più un fenomeno marginale, ma addirittura ha preso sopravvento in termini di posti letto su quello che è il mercato alberghiero. E su questo penso che bisogna fare davvero delle riflessioni da persone per bene. Assolutamente sì, io la ringrazio davvero tantissimo perché è stato molto interessante questo aspetto che abbiamo affrontato, probabilmente alle volte anche messo da parte in tutta un'analisi che si fa sul mondo del turismo, ma che merita proprio per l'attenzione che lei diceva anche su quello che è il tessuto sociale di una città che vive grazie anche ai residenti. Se poi i residenti se ne vanno, quella città perde la sua identità. Grazie davvero a Giulio Cavara, vicepresidente Federalberghi Veneto, grazie davvero, buon sabato e buon lavoro, grazie. Grazie, buona giornata. E questa insomma è un'analisi molto puntuale, attenta su quello che è appunto una realtà, quelli degli affitti turistici che in qualche modo vanno a fare questa concorrenza sleale di fronte a quelle strutture invece regolamentate dagli alberghi ai B&B, ma che anche, diceva il vicepresidente, tolgono l'identità di una realtà, di un centro storico, portando via i suoi residenti, e lo spopolamento è un po' uno dei temi caldi per le città d'arte, in primis naturalmente ne abbiamo parlato spesso per quanto riguarda la nostra perla che è Venezia. E torniamo alle notizie della cronaca con il flash mob che è andato in scena ieri davanti a Palazzo Moroni a Padova per raccogliere firme da presentare al governo per finanziare un progetto dedicato alle donne vittime di violenza. Ieri, ricordiamo, il 25 novembre, giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne. Torniamo a casa prendendo di nuovo l'autobus e subendo magari delle avance di qualcuno che prova a violentare, perché la violenza non è solo fisica. Ricordare e reagire. Con questo slogan la CGIL di Padova ha lanciato un flash mob davanti al comune per ricordare le vittime di femminicidio. Davanti a Palazzo Moroni, donne e uomini di tutte le età e provenienze per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Soprattutto per reagire alla violenza, perché noi non la possiamo accettare in modo assolutamente passivo. Noi dobbiamo cominciare a metterci in testa che ognuno di noi può fare qualcosa per reagire a questa violenza. Quest'anno c'è una novità, una petizione, una raccolta firme per finanziare un progetto che al momento non ha fondi sufficienti per aiutare in modo concreto le donne vittime di violenze. Quest'anno abbiamo promosso una petizione, una raccolta firme per poter strutturare, finanziare e rendere veramente efficace il reddito di libertà che permette alle donne vittime di violenza di uscire da quel percorso di violenza perché gli dà un reddito. Molto spesso le donne non hanno la possibilità economica di lasciare la casa del maltrattante. Questa può essere una risposta che oggi però non è adeguatamente finanziata e purtroppo risponde alle donne che a volte i soldi per loro non ce ne sono. Le firme verranno consegnate al governo l'8 marzo 2023 perché si faccia carico di aiutare e proteggere le donne che soffrono. Due aggiornamenti di cronaca che leggiamo dal Gazzettino. Qui siamo a Susegana, un cadavere affiora dalle acque del Brentella col Fosco. Il macabro ritrovamento questa mattina nella frazione del comune di Susegana. Secondo quanto si apprende si tratterebbe del corpo di una donna che avrebbe compiuto un tragico gesto volontario. I pompieri intervenuti in via 18 giugno in una chiusa vicino ad una centrale idroelettrica. Sul posto anche i carabinieri. E poi ci spostiamo su Udine Today, presa la banda del Bancomat, 2 arresti di soggetti ritenuti responsabili di numerosi assalti agli sportelli Bancomat del nord Italia tra marzo 2019 e gennaio 2021. Gli assalti erano stati compiuti con la tecnica della marmotta, un ordigno esplosivo che veniva appoggiato sulla fessura da cui escono le banconote e che è così potente da provocare danni ingenti anche agli ambienti circostanti. È scattata alle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione coordinata dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Udine nelle province di Padova e Treviso.
E adesso restiamo in tema di violenza sulle donne, una violenza sulle donne che può così manifestarsi anche nella disuguaglianza all'interno degli ambienti di lavoro, una parità di genere che non sempre viene rispettata nei luoghi di lavoro. A Vicenza lavora una donna su 2. Tra i numeri snocciolati dalla CISL provinciale emerge anche la disparità retributiva. Panoramica del mercato del lavoro a Vicenza stilata dalla CISL provinciale, che fotografa uno squilibrio tra lavoratori e lavoratrici. Il tasso di occupazione dell'uomo a Vicenza, in provincia di Vicenza, è del 73%, il tasso di occupazione femminile è del 53%, quindi abbiamo quasi una donna su 2 che lavora e questo è un dato davvero preoccupante. Tra i punti analizzati, quello relativo alla perdita di lavoro, tra il 2019 e il 2020 il tasso di occupazione complessivo in Veneto diminuisce di 2,3 punti. Analizzando la situazione per genere si nota che quella maschile cala di 1,5 punti e quella femminile di 3,2, dato che a Vicenza è leggermente migliore. Abbiamo visto nel periodo pandemico che le donne perdono quasi più del doppio degli uomini i posti di lavoro, quindi in periodo di difficoltà le donne sono sicuramente più fragili anche per la tenuta del proprio posto di lavoro. Fragilità del posto del lavoro femminile evidenziata anche dalla disparità retributiva, il cui gap aumenta soprattutto dopo i 30 anni. Questa problematica di reddito, di differenza di reddito importante che c'è in provincia di Vicenza, si riverbera poi nel periodo pensionistico, quindi l'accesso alla pensione, con una differenza di pensione dal punto di vista di valore molto rilevante fra uomo e donna. E sempre nell'ambito degli eventi per il 25 novembre, Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, in una giornata come quella di ieri, particolarmente importante, si è soffermato ancora una volta sul ruolo cardine della donna, pronunciando parole molto incisive. Educare al rispetto dell'altro, educare alla corporeità, educare alla persona come realtà che entra in relazione con gli altri, a considerare che questo entrare in rapporto con gli altri, anche se c'è un vincolo riconosciuto dalla legge come può essere il matrimonio, anche se adesso parliamo di altre forme di unione, non danno mai il possesso della persona, danno una relazione privilegiata, uno scambio di diritti e di doveri, ma mai il possesso della persona. E questo bisogna che lo capiscano soprattutto quei soggetti inclini a esercitare più che il diritto, la forza del diritto, ma il diritto della forza. Due notizie di cronaca che arrivano dalla Marca trevigiana relative sempre ai controlli sulla sicurezza stradale, in particolar modo al contrasto della guida in stato di ebbrezza. E allora i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castelfranco hanno denunciato un 41enne residente a Loria durante un posto di controllo a Castello di Godego. È stato sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza, la patente ritirata anche ad un 49enne padovano di Galliera Veneta che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza sempre dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castelfranco. L'uomo era stato sottoposto all'alcol test, che era risultato poi positivo dopo essere uscito autonomamente di strada lo scorso 25 novembre, ieri in via Brenta, proprio a Castelfranco. Andiamo un attimo a dare uno sguardo a questa analisi, a questo sondaggio, nuovo sondaggio politico che leggiamo dal sito del Corriere. Fratelli d'Italia sale al 31,4%, Lega al 7,3%, il Movimento 5 Stelle
scavalca il Partito Democratico e poi c'è questo retroscena, Renzi cerca l'asse con Berlusconi e manovre di possibili alleanze in vista delle prossime amministrative a Treviso ci sono, questo almeno quanto si mormora e c'è stato ieri mattina un nuovo incontro tra Carlo Calenda, leader di Azione, e il sindaco di Treviso, il leghista Mario Conte. Treviso, laboratorio politico di un'alleanza probabilmente che potrebbe vedere la luce, un'alleanza sicuramente inedita. In tutto questo c'è però un terzo incomodo, stiamo parlando di Fratelli d'Italia. Ricostruiamo allora il panorama politico in questo momento a Treviso. Ragioneremo concretamente sulla valutazione che c'è del lavoro fatto del sindaco, le possibilità alternative e poi prenderemo una decisione. Ci sarà un incontro tra di voi oppure? Non lo so, io spero di sì. Di incontri tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Treviso Mario Conte alla fine ce ne sono stati ben 2, non solo ieri sera al Bailo dove Calenda ha presentato il suo libro, ma anche stamattina a Cassugana dove i due hanno avuto un lungo colloquio, prove se non di un'alleanza formale, più probabilmente di un patto in vista delle elezioni amministrative di primavera, che avviene alla luce del sole, senza sotterfugi, così da mandare un messaggio agli alleati di Fratelli d'Italia che forti del risultato alle politiche avanzeranno senz'altro le loro pretese. Io dialogo con tutti coloro che vogliono portare un contributo, ovviamente Fratelli d'Italia è il mio alleato che siede già con me tra i banchi della maggioranza, però io non chiudo le porte a nessuno, soprattutto a coloro che vogliono portare un contributo positivo di idee e di persone per il bene della nostra città. Quindi non fermiamoci e fossilizziamoci su posizioni politiche, guardiamo al bene della comunità e se il bene della comunità significa allargare la base a idee nuove, persone nuove, non vedo perché non aprire un dialogo. Treviso laboratorio politico dunque, Calenda a parte un'eventuale alleanza con Conte incassa il via libera dei 3 consiglieri di minoranza ora passati ad Azione, avversari sui banchi dei 300 che potrebbero ritrovarsi presto dalla stessa parte del sindaco. C'è un modo diverso di fare politica che è quello di ascoltare i territori e riconoscere anche gli amministratori che si impegnano. Avete dei numeri importanti, ma avreste anche un candidato da proporre sindaco che non sia Mario Conte? Allo stato attuale no. Sì all'alleanza con Conte, no a quella con Fratelli d'Italia alla base del terzo polo l'ha posta come condizione. Sinceramente Fratelli d'Italia non so da chi siano rappresentati e che ruolo abbiano qua in città e cosa dicano, pertanto credo che sia anche difficile per un sindaco pensare di costruire qualcosa con dei soggetti che non ci sono. Un'agenzia che parla di una denuncia da parte della polizia nei confronti di uno youtuber oscurandone il canale per istigazione al suicidio di una ragazza 14enne. In particolare gli uomini della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Ravenna e Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna e del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, hanno identificato e denunciato un giovane youtuber vicentino ritenuto responsabile di aver caricato su una piattaforma social alcuni video incitanti a pratiche suicidarie. La vicenda ha avuto inizio quando i genitori di una minorenne si sono rivolti alle forze di polizia raccontando che la ragazza, dopo aver visionato un video su YouTube, aveva tentato il suicidio. Le indagini hanno consentito di identificare il titolare del canale social, presunto responsabile della diffusione del video in questione, nonché all'esito di una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria ravennate nei suoi confronti di acquisire elementi utili per accertarne le responsabilità in ordine al reato appunto di istigazione al suicidio. Il canale YouTube e il video sono stati sequestrati e opportunamente oscurati. Non basterà lo stanziamento della Regione a cambiare il destino che sembra ormai segnato per l'Istituto Pio XII di Misurina. La scelta della proprietà all'Opera Diocesana di Parma di chiudere a fine anno non è categorica, ma le difficoltà economiche sono insormontabili. Le mamme dei piccoli affetti da gravi forme di asma hanno scritto al Papa e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo mandato una lettera al Papa, abbiamo scritto alla Meloni
abbiamo scritto lettere su lettere, ma nessuna risposta. Marisa Maiuolo, assieme ad un gruppo di una 60ina di mamme, stanno percorrendo tutte le strade, per ora inutilmente, se è vero come è vero che l'Opera Diocesana di Parma, conti alla mano, ha deciso di chiudere il centro d'eccellenza per la cura dell'asma a Misurina. La data fissata è quella del prossimo 31 dicembre, stavolta a pesare un mix di fattori, compreso il caro energia. Non basteranno perciò il contributo regionale di quasi 1.300.000 euro e neppure l'adeguamento delle tariffe. La Regione, afferma l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, non si è mai tirata indietro. Le azioni a favore del Pio XII sono state condivise sia in Commissione Nazionale Salute che alla Conferenza Stato-Regioni. C'è una difficoltà oggettiva, spiega Lanzarin, anche se grazie al nostro tavolo sempre aperto abbiamo integrato l'accesso alla struttura con altre patologie. Tuttavia sono le cure per i problemi respiratori gravi che hanno reso il centro un'eccellenza a livello europeo. Ci sono tanti bambini che vengono qua. È stato detto che da gennaio ad agosto c'è stato un solo ricovero, cosa non veritiera, in quanto io ero qua ad aprile col mio bambino e c'erano sia bambini con non accompagnati e sia 2 mamme con i loro bambini. Quindi non eravamo certamente 60, ma neanche un solo caso. Marisa vive a Chioggia, è madre di un bambino di 7 anni che da 3 soffre per una grave forma d'asma polmonare. Per il suo piccolo, così come per tutti i bambini costretti a vivere attaccati all'ossigeno, le cure offerte dal Pio XII sono salvavita. E da quando io sono venuta qua, mio figlio, non dico che non fa più le crisi, però lui riesce a avere una vita normale, perché la sua malattia non si vede. L'asma non si vede. Frattanto si rincorrono notizie di manifestazioni di interesse da parte di privati pronti a rilevare il centro. La conferma arriva da Parma e potrebbe essere dirimente per il futuro del Pio XII. Andiamo a Treviso con un'ordinanza del sindaco Mario Conte che vieta l'alcol in un'ampia zona del quartiere di San Liberale, al centro di episodi di degrado, schiamazzi, rifiuti e marciapiedi utilizzati come orinatoi. Con questa ordinanza naturalmente nessuno potrà dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino per tutti questi giorni consumare, somministrare e detenere comunque alcol in queste zone. Stop ad alcol, vetro e lattine fino al 18 dicembre nella zona del quartiere di San Liberale, compresa tra via e Largo Tre Venezie, piazza Unità d'Italia, via Emilia e via Mantiero. Lo impone un'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte di fronte alla situazione di degrado che si è venuta a creare nell'area. Rifiuti, schiamazzi, avventori in strada col rischio di essere investiti e altro ancora. In molte zone infatti del quartiere di San Liberale, proprio in queste aree, sono state trovate aree degradate sotto l'aspetto igienico-sanitario, in quanto molte persone purtroppo hanno la brutta abitudine di lasciare i propri bisogni fisiologici creando situazioni sicuramente molto delicate e molto critiche sotto l'aspetto sanitario. Da qui la decisione di imporre lo stop alla somministrazione di alcol per oltre 3 settimane. Si tratta di un'ordinanza completamente nuova per la città di Treviso, in quanto fino ad oggi, negli ultimi 3 anni, il sindaco aveva emesso ordinanze nei confronti di singoli locali. In questo caso il sindaco ha deciso di estendere questi divieti in un'area molto più ampia. Anche questa mattina, ad esempio, sono state ritrovate in questa zona bottiglie e lattine. Chi violerà le nuove disposizioni rischierà non solo pesanti sanzioni, ma anche la denuncia. E ieri 25 novembre tante le iniziative della Marca per la giornata contro la violenza sulle donne. Da Montebelluna a Ponte di Piave, in comune a Treviso è stata depositata la mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, mentre l'ULSS 2 conferma che sono ancora troppe le donne che nascondono le violenze una volta arrivate al pronto soccorso. Proprio oggi ho voluto, come Presidente del Consiglio Comunale, presentare una mozione per assegnare la cittadinanza onoraria a Saman Abbas. È una cittadinanza naturalmente postuma, ma io non userei postuma, perché questo esempio di una ragazza che si era integrata, che voleva vivere una vita regolare. Voleva vivere semplicemente la sua vita. Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane, scomparsa nel 2021 a Reggio Emilia e che secondo l'accusa è stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Un esempio la definisce Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, all'inaugurazione della panchina rossa posizionata all'esterno del Cafoncello, dove ancora troppo spesso arrivano donne violate.
su 100, 15 donne non denunciano e questo purtroppo è limitante, perché il fatto di denunciare significa educare i propri mariti a comportarsi meglio, le persone, e soprattutto è far capire ai propri figli che quella mentalità, quella modalità di approccio in un rapporto di coppia non deve mai essere fatta. Da qui l'appello del direttore generale: così come per i furti servono controlli di vicinato anche per limitare la violenza sulle donne. Credo che sia etico da parte di chi è vicino, come denunciamo uno che ha un tentativo di furto, denunciamo un tentativo di violenza nei confronti, violenza di genere nei confronti della donna. Iniziative hanno riguardato tutta la Marca. A Montebelluna il flash mob dei bambini della quinta elementare, qui fotografati dall'alto, mentre a Ponte di Piave le porte del municipio si sono aperte per fare prevenzione, ricordare, informare, aiutare e magari amarsi un po' di più, per citare Frida Kahlo. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci di nuovo in studio. Protocollate ieri mattina in comune a Treviso le firme per chiedere il trasferimento del traffico aereo civile da Treviso a Istrana, sotto accusa gli aerei che sorvolano a quote troppo basse le abitazioni. Dentro il scatolone ci sono le firme che noi abbiamo raccolto, 551 firme che sono state fatte dai cittadini che sono super arrabbiati perché la novità che da un anno e mezzo fanno i sorvoli a bassa quota sui quartieri sud di Treviso ha inasprito gli animi, non ne possono più. L'ex controllore di volo Valdo Tamantini ha protocollato in mattinata a Cassugana la petizione contro i voli bassi sopra i tetti delle abitazioni di Treviso e Quinto. La richiesta è la stessa da tempo: spostare il traffico aereo da San Giuseppe a Istrana. Abbiamo prodotto questo documento che è rivolto al sindaco, nel quale c'è scritto non solo di salvaguardare la salute dei cittadini e la sicurezza dei cittadini, però deve attivarsi anche per fare in modo che dall'aeroporto di Treviso, che è un aeroporto molto ridotto nelle dimensioni, si vada all'aeroporto di Istrana, come Istrana è aeroporto militare, come Treviso è stato fino a 5 anni fa, però Treviso era aperto al traffico civile e Istrana noi chiediamo di fare in modo che l'aeroporto del futuro non si chiami più Canova, che ormai è fermo dal decreto e non può crescere più, ma che si chiami Istrana, che è di dimensioni doppie di Treviso, maggior sicurezza, nessuna città intorno, nessun parco del Sile. L'aeroporto militare in uso al 51esimo stormo si aprirebbe al traffico civile, come accaduto già per Verona o Rimini, un trasferimento che sotto l'aspetto economico verrebbe compensato da un altro genere di traffico. Se andiamo in Istrana col traffico dei voli commerciali passeggeri, noi possiamo aprire il traffico nazionale e internazionale di medio tonnellaggio e di piccolo tonnellaggio, aprirlo a Treviso, quindi noi possiamo aprire Treviso a quell'economia che fino ad oggi non è stata consentita. Restiamo a Treviso, ma con una notizia di tutt'altra natura, perché ieri è stato iniziato a tutti gli effetti il Natale Incantato 2022 in città. Spettacoli itineranti, tradizione, eventi per grandi e piccoli. Si accende il Natale 2022 a Treviso. Fino all'8 gennaio tanti gli appuntamenti per scandire i giorni dell'anno più attesi e amati. Per questa edizione Cassugana ha voluto puntare soprattutto sulla sostenibilità, sotto tante forme, come le luci a basso consumo che verranno spente a mezzanotte. Passiamo dalla sostenibilità ambientale attraverso i trenini elettrici e non a combustibile tradizionale, agli orari delle luci ridotte per dare un segnale sia in termini di sostenibilità ambientale che di risparmio, considerato il momento difficile che col caro energia stiamo vivendo tutti, e volevamo in questo lanciare un messaggio. Un modo per attraversare il momento storico che stiamo vivendo, e sempre in un'ottica di responsabilità sociale il Comune ha deciso di aiutare con un contributo economico buona parte delle attività natalizie organizzate dalle parrocchie in autonomia. Nella vicinanza alle parrocchie quest'anno
condivisa con i vari parroci nel capire dove l'azione amministrativa può essere più utile. Il momento clou del Natale Incantato 2022 sarà il 7 dicembre, con l'accensione alle 18:30 del grande albero in Piazza dei Signori, accompagnato dall'esibizione di diversi artisti. Nel corso delle settimane il calendario vedrà nelle piazze della città e nei quartieri spettacoli itineranti tra trampolieri, musicisti e folletti. Torna anche quest'anno la Loggia Incantata, come l'8 dicembre la Christmas Run e poi la tradizionale Via dei Presepi, i mercatini di Natale, le letture natalizie alla Brat, visite turistiche guidate e lo spettacolo dei comici a teatro. Non è tanto la questione dei comici quanto quello di riportare il sorriso nella comunità. È una parola che oggi la vedo che si riscontra in vari ambienti istituzionali piuttosto che tecnici. E dopo 2 anni di stop forzato causa Covid, torna il 31 dicembre il Capodanno in piazza Aldo Moro, dalle 22 alle 2 per salutare il 2023 tra musica e live band. La sicurezza idraulica di Padova è in grave ritardo, lo afferma Luigi Dalpaos, uno dei maggiori esperti di idraulica e idrodinamica, che avverte anche l'area del futuro ospedale è a rischio. Una siccità così difficile da affrontare, come poche quella che abbiamo vissuto nella scorsa estate e fine estate. Oltre all'assenza di precipitazioni, a cosa imputarla? Io penso che oltre a questa questione climatica, chiamiamola così, c'è anche una questione di modalità di gestione delle acque che si usano in agricoltura. Non possono essere validi oggi i criteri e le strutture del bisnonno o del nonno. Bisogna pensare a tecniche attuali più efficaci e più efficienti. Il professor Dalpaos, tra i massimi esperti di idraulica e idrodinamica, trova che la recente opera idraulica costruita in città, l'Invaso di Brusegana, sia una piccola opera rispetto alle grandi esigenze di sicurezza idraulica. Mi sembra, almeno dalle notizie che io ho potuto avere, che si tratti di un invaso relativamente modesto. Certo, fa bene, ma direi che Padova avrebbe bisogno di ben altre cose. Bisognava avere più coraggio? No, più coraggio. Bisognerebbe insistere perché vengano realizzate opere importanti che garantiscano la sicurezza idraulica della città. Invece restano da troppo tempo irrealizzate, evidenzia il professore, le opere idrauliche più urgenti, una delle quali andrebbe fatta prima di costruire il nuovo ospedale a San Lazzaro. Adesso poi hanno questa intenzione di realizzare la nuova zona ospedaliera in un'area che, direi dal punto di vista idraulico, fa tenere i denti alzati. Bisognerebbe forse prima sistemare dal punto di vista idraulico il problema che grava su quest'area, e non solo su quest'area ma anche su tutta la zona industriale, e poi procedere. E adesso facciamo un viaggio, andiamo in Etiopia e saluto la dottoressa Serena Pappalardo, specializzanda in pediatria. Ne approfittiamo subito finché la connessione resiste, perché naturalmente insomma non è facile. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Serena Pappalardo, originaria di Padova, specializzanda, come detto, in pediatria presso l'Università di Verona, dal 13 novembre, quindi più o meno 2 settimane, si trova in Etiopia. Dove esattamente? Sono a Wolisso, che è un paese al centro circa dell'Etiopia, circa 120 km dalla capitale, che è Addis Abeba, e quindi è appunto un paese che copre questa zona che si chiama Oromia, che è appunto questa zona del centro-sud dell'Etiopia, diciamo. Lei è partita insieme ai medici del QAM, e che cosa lì in questo paese, di che cosa vi state occupando? Allora, diciamo, il QAM è inserito da tanti anni in questo ospedale di Wolisso, che è un ospedale appunto qui presente, cattolico, etiope, e il QAM appunto opera su diversi livelli, a livello gestionale, quindi aiutando la popolazione etiope nella gestione dell'ospedale, e poi noi, diciamo, in modo più attivo anche nei reparti, quindi siamo presenti in pediatria e in medicina interna in questo momento,
oltre che in realtà c'è anche un progetto in public health, quindi salute pubblica, e io mi occupo appunto della parte della pediatria, quindi con il reparto della pediatria che ha al momento una quindicina di letti, ma in ristrutturazione la parte della pediatria. Poi c'è anche un'altra quindicina di letti che si occupano di malnutrizione severa nei bambini e una parte di neonatologia, che quindi è una sorta di piccola terapia intensiva neonatale che si occupa insomma di curare i neonati appena nati, appunto, che necessitano di qualche supporto, qualche terapia in più. Allora, qualche dato sull'ospedale in cui lei si trova: 200 posti letto, nel 2021 ha effettuato 80.282 visite ambulatoriali, 12.183 ricoveri, 4.206 parti. Prima di capire insomma quelle che sono le problematiche nella vita quotidiana in una realtà come quella etiope, le chiedo perché questa decisione di partire insieme ai medici del QAM? Allora, diciamo che era una cosa comunque a cui pensavo da tanto. C'è questa possibilità anche a partire dall'università, quindi gli studenti di medicina possono fare questa esperienza qui in Africa, anche qui a Woliso, in questo ospedale etiope, anche in Tanzania, quindi era una cosa appunto che avevo pensato anche quando ero studente, poi non c'era stata la possibilità di farla, e quindi poi iniziando la specialità, iniziando a lavorare, è di nuovo apparsa questa occasione insomma di sicuramente vedere un'altra realtà, conoscere un altro punto di vista, un altro mondo comunque, e anche fare esperienza su tante cose che noi non vediamo, e insomma vedere un po' il mondo nel suo complesso, anche proprio per noi, per avere un altro punto di vista sulla realtà sicuramente. Qual è stato il primo impatto? Ma effettivamente è stato abbastanza traumatico, insomma, il primo impatto, perché ho iniziato subito in ospedale il primo giorno e appunto ci si scontra subito un po' con le difficoltà che ci sono qui di varia natura, economica, anche un po' di igiene e anche appunto di poche risorse in ospedale, quindi c'erano effettivamente dei bambini che un po' più critici di altri, quindi è stato un po' traumatico l'impatto. Poi però effettivamente qua si inizia un po' a capire come funziona la realtà e anche quello che noi possiamo fare, quindi è questa un po' la sfida attuale, quello di fare il meglio che si può con le risorse che si hanno, e quindi è un po' questa, diciamo, la sfida. Però il primo impatto è stato un po' traumatico per questo, proprio perché ho visto subito dei bambini magari un po' più critici, o questi bambini anche malnutriti, che quindi hanno questi problemi di disidratazione severa o appunto di malnutrizione in generale, che comportano una serie di complicanze, insomma, quindi inizio un po' traumatico, però poi adesso sta andando meglio, insomma. La problematica che voi affrontate, che lei affronta, riguarda soprattutto la malnutrizione in questo momento. Ci sono poi anche malattie, quali sono insomma le patologie, i campi di intervento che la vedono protagonista in questa fase? Allora, io appunto per quanto mi riguarda seguo quindi la pediatria, e sicuramente la malnutrizione è uno dei problemi attivi, però poi ci sono anche tutta un'altra serie di malattie, anche malattie infettive come la tubercolosi, la malaria, che quindi sono presenti qui in maniera più importante rispetto al nostro paese, anche se sono presenti comunque anche in Italia. Quindi ci sono questo tipo di malattie infettive. E poi l'azione anche molto importante è quella della neonatologia, perché appunto lavoriamo un po' in sala parto, un po' quindi in questa terapia intensiva neonatale, in cui nascono tanti anche prematuri, e quindi anche questi neonati sicuramente hanno bisogno e necessitano di cure aggiuntive, quindi questo è il nostro intervento su di loro per cercare, come dicevo prima, con le risorse che si hanno qui di fare il meglio che si può dal punto di vista un po' nutrizionale, un po' di supporto respiratorio, di coprire delle eventuali infezioni neonatali. Un altro problema è che purtroppo qui le gravidanze sono sempre seguite come siamo abituati noi, invece che appunto una donna in gravidanza fa una serie di visite, di controllo, una serie di esami anche infettivologici. Qui purtroppo non sono sempre fatti, e quindi spesso non
spesso nascono dei neonati di cui non si sa molto della storia della gravidanza, in cui non sono stati fatti particolari controlli, e quindi magari hanno delle infezioni che noi dobbiamo un po' curare e dobbiamo un po' correre dietro queste infezioni, non avendo tanta storia prima e tanti controlli, perché effettivamente è anche la prevenzione che è fondamentale spesso, anche con i neonati, prevenire qualcosa che si può evitare dopo, insomma. L'Etiopia è stata al centro in quest'ultimo periodo per una situazione non risolta, un'instabilità dovuta ad una guerra scoppiata nel nord. Risentite voi di questa situazione? Purtroppo sì, non in modo diretto, perché appunto questa zona in cui noi operiamo è in realtà sicura, però ci sono stati anche degli scontri non distanti da questa nostra zona, quindi è comunque considerato un'area protetta da questi scontri, però effettivamente ci sono stati non distantissimi degli scontri tra civili anche, che quindi hanno poi acceduto nel nostro pronto soccorso con diverse problematiche. Però per noi, diciamo, la situazione è comunque tranquilla, assolutamente. Ci sono una serie di regole che noi seguiamo, diciamo, proprio per la sicurezza nostra, ad esempio di non uscire quando è buio, queste cose così, ma nel complesso la situazione comunque è abbastanza tranquilla in questo momento. Poi è molto dinamico, è tutto un po' dinamico, però al momento assolutamente tranquillo. Com'è il rapporto con la popolazione locale? Come siete accolti grazie al vostro importantissimo lavoro che fate per loro? Allora, bello sicuramente, perché effettivamente appena sono arrivata ho percepito questo, ovvero la grande accoglienza dal loro punto di vista, anche se può sembrare un po' strano, perché siamo comunque degli stranieri che entriamo nel loro paese, nel loro ospedale, quindi può sembrare un po' strano, invece loro ci hanno accolto benissimo, sono proprio molto, molto carini e accoglienti. Io sono arrivata sostituendo un altro mio collega che ha fatto il suo periodo e poi è partito, e quindi ho assistito anche ad una festa che hanno preparato e organizzato il personale qui per salutarlo, ed è stato veramente bellissimo come l'hanno salutato e quindi allo stesso tempo come hanno poi accolto anche noi che siamo appena arrivati, e quindi c'è sicuramente un bel rapporto. E una caratteristica effettivamente del QAM è questa, è quella di cercare di inserirsi in un luogo proprio assieme alla popolazione, quindi non imponendo il proprio stile di vita, il proprio modo di lavorare, ma cercando proprio di lavorare insieme al meglio, insomma. Quindi è sicuramente un aspetto positivo proprio del QAM, che è questo, e che probabilmente contribuisce anche a questo rapporto positivo tra noi, insomma. Quanto si fermerà e sarà un Natale, come sarà questo Natale per lei in Etiopia, lontano anche dalla sua famiglia? Allora, sono qui 6 mesi effettivamente, quindi starò qui appunto anche a Natale e poi anche fino circa maggio. E allora, effettivamente questo è un ospedale cattolico, quindi non so, potrebbe essere che venga celebrato anche qui, anche se poi le religioni prevalenti sono protestanti, ortodossi e musulmani, però insomma noi siamo anche un bel gruppo qui, anche di italiani se vogliamo, che sta qui a Wolis, quindi sicuramente faremo tra noi un po' di festeggiamenti anche in questo senso. Io la ringrazio davvero tantissimo, ce l'abbiamo fatta, la connessione c'è stata amica, e quindi è stato molto molto bello sentire la sua testimonianza, un bel esempio di aiuto che arriva fino all'Africa, e quindi io la ringrazio davvero tantissimo, le auguro un buon lavoro, una buona permanenza, e grazie davvero per quello che fate per queste popolazioni. Grazie davvero, dottoressa Serena Pappalardo. Grazie a voi. Grazie davvero, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. E questa è insomma una testimonianza che ci arriva dall'Etiopia, l'impegno dei medici per l'Africa di QAM, e questa avventura, questo impegno
impegno dal punto di vista professionale ma anche umano della dottoressa Pappalardo. Vedo già in collegamento Giannino Venerandi, gli chiedo di pazientare qualche istante, mando la pubblicità, anticipo la pubblicità e poi parleremo di un'iniziativa che ha coinvolto le discoteche. A tra pochissimo. Eccoci in diretta, l'avevo annunciato prima della pausa pubblicitaria. Saluto Giannino Venerandi del SILV, Sindacato Locali da Ballo. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora facciamo subito vedere questo video di questa campagna Occhio alla vita, guida con prudenza, e poi ne parliamo insieme. Sapete che magari molti non lo sanno, ma ve lo dico io, il 20 novembre è la giornata mondiale dedicata alle vittime della strada, ok? Una cosa importantissima a cui noi teniamo molto e che vogliamo trasmettere un messaggio importante. Questa è la pista da ballo, quindi potete sfogare, potete ballare, potete fare casino, ma quando andate fuori e siete sulla strada dovete avere la testa, ok? Dovete avere la testa, perché ne va della vostra vita e anche di quella degli altri. In questa giornata particolare, giornata mondiale per le vittime della strada, io vi chiedo, appena sentirete un effetto che faremo partire, vi chiedo di pensare a qualcuno che non c'è più, ok? Perché sicuramente avrà toccato qualcuno di noi. E quando andate fuori di qua, mi raccomando, se non siete in grado di guidare, non guidate, ok? Rispettate il codice della strada, mi raccomando, per voi e per gli altri, perché noi ci teniamo a voi, ok? La vita è una sola e va vissuta fino in fondo, ragazzi, lo sapete che vi vogliamo bene. Allora, adesso noi faremo sentire quello che potrebbe succedere, ma che non deve succedere, ok? Dopo faremo 30 secondi di silenzio e alla fine vi chiedo un applauso di tutta l'anima, ok? Chiudete gli occhi e pensate a qualcosa. Io spero che abbiate capito il messaggio, è importantissimo, ok? Ragazzi, ci tengo un casino, attenzione, testa. Facciamo sentire quello che potrebbe succedere, grazie regia. Allora, queste immagini, avete sentito la musica che si è fermata, siamo alla discoteca Odissea di Spresiano, la musica si è fermata e sostituita, Venerandi, da un'auto che corre, una frenata, uno scontro e poi le sirene dell'ambulanza. Un messaggio forte, ma ancora una volta le discoteche che diventano veicolo di messaggi sulla sicurezza, sull'uso consapevole quando si è alla guida e insomma una campagna importante, perché purtroppo sono ancora troppi i giovani che perdono la vita sulle nostre strade. Purtroppo sì, e infatti questo noi prendiamo iniziative del genere perché è fondamentale poter dare il nostro contributo. Il nostro lavoro si basa appunto sulla comunicazione e non solo sul divertimento, quindi in queste occasioni viene veramente un ottimo contributo secondo noi per far sì che le persone, non solo giovani, perché il problema non è solo dei giovani, possano essere in qualche modo sollecitate all'attenzione. Questo per noi è un monito che abbiamo voluto dare e lo daremo ancora in altre occasioni. Ieri è stato sottoscritto un protocollo d'intesa proprio tra il SILB FIP, l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, in prefettura, che interviene proprio sul tema della sicurezza a 360 gradi. Che cosa prevede questo protocollo, Venerandi?
Allora, è un insieme di regole alle quali dobbiamo cercare di dare il massimo rispetto e contributo, tenendo un'alta collaborazione con le istituzioni, ma soprattutto con le forze dell'ordine, cosa che comunque già avviene da sempre. Però ci sono dei punti fermi che prevedono appunto questa linea di contatto molto stretta, ovviamente un rapporto che prevede le chiamate quando ci sono dei problemi di qualsiasi natura a livello di ordine pubblico nelle nostre attività, e non solo, perché anche magari nei pressi delle nostre attività possono capitare dei problemi, e talvolta effettivamente veniamo anche collegati a degli episodi non positivi solo perché magari qualche situazione negativa si è sviluppata nei pressi delle nostre attività. E ad ogni modo la nostra collaborazione, come dicevo prima, è sempre stata al massimo con le forze dell'ordine, con le quali abbiamo un ottimo rapporto, anche perché noi abbiamo un margine d'azione limitato, dopodiché è giusto che siano loro a gestire questi problemi di ordine pubblico se ci dovesse essere bisogno. E quindi una serie di punti che adesso non ve li elenco perché sono parecchi, però in sintesi la collaborazione che viene marcata ancora una volta con le istituzioni e con il nostro settore. Come hanno reagito quella sera i ragazzi di fronte a questa cosa sorpresa, perché non era stata annunciata, e quindi abbiamo visto gli applausi spontanei che sono nati proprio tra i giovani. Qual è stata la loro reazione? Ma guardi, come in questa occasione, e l'ha sottolineato anche lei, l'applauso è partito spontaneo, ma devo dire che in tutte le occasioni dove coinvolgiamo il nostro pubblico, e come ho detto prima, dai più giovani ai meno giovani, abbiamo sempre ricevuto conforto in applausi e in apprezzamenti, perché quando cerchiamo di dare un contributo positivo è sempre stato gradito. Anche ieri, che era la giornata mondiale sulla violenza sulle donne, abbiamo dedicato gran parte della serata a far girare nei nostri schermi dei messaggi appunto per rimarcare la importanza della non violenza sulle donne, in primis, ovviamente essendo la giornata su quel tema, ma la violenza in generale, cosa che noi combattiamo da sempre. E anche ieri, oltre a aver coinvolto il pubblico in sala, abbiamo anche fatto girare nei nostri canali social dei messaggi promuovendo ancora il numero per l'emergenza sulle donne, il 1522, e poi un messaggio finale dove marcavamo appunto la contrarietà alla violenza in tutte le sue forme. E dunque, insomma, le discoteche, luogo di aggregazione per i giovani, che diventano un veicolo per far arrivare a loro certi messaggi così importanti. Esatto, infatti noi sentiamo questa responsabilità perché oltre ad essere la nostra attività abbiamo anche un ruolo sociale, cosa che io ho sempre cercato di far emergere, perché abbiamo degli strumenti importanti sia di comunicazione ma di contatto diretto con le persone, tant'è vero che già nei primi anni 2000 o fine degli anni 90, adesso non ricordo bene l'annata precisa, avevamo già iniziato delle campagne contro gli incidenti sulle strade assieme alla provincia di Treviso, e in quell'occasione il governatore attuale Zaia presiedeva appunto la provincia, e assieme alle associazioni della vittima della strada di allora avevamo già iniziato quel percorso. L'abbiamo ripreso nel fine 2019, che poi purtroppo per il Covid si è interrotto, ma avevamo già ripreso quella tematica esponendo delle macchine accidentate fuori dai locali e promuovendo appunto dei messaggi sui nostri locali, sempre con l'intento di tenere alta l'attenzione. Adesso da poco la provincia di Treviso, assieme ai comuni
che hanno aderito, e soprattutto quello di Spresiano, al quale io sono legato per attività. È stata stabilita una nuova campagna di sensibilizzazione appunto verso sempre questo tema, racchiude nel loro progetto tutte le iniziative che ci sono state e che ci saranno a livello locale, e quindi con una semplice lettura del sito che è stato istituito, appunto lì dentro si trovano tutte quante le iniziative alle quali anche noi abbiamo aderito, e c'è anche quella che dicevo prima del 2019 che si chiamava Occhio alla Vita. Questo per manifestare sempre le nostre attitudini a fare il meglio per la nostra attività, rispettando tutte le norme che ci sono, ma cercando di dare anche un contributo, ripeto, per la sicurezza, perché le persone quando escono dai nostri locali vogliamo sapere che tornino a casa serene e tranquille e che abbiano passato una bella serata. Sapere poi magari dai giornali o dai media in generale che c'è stato un incidente che ha coinvolto dei nostri clienti, comunque questo ci fa molta tristezza e chiaramente non è una vittoria per nessuno, anzi, quindi cerchiamo sempre di tenere alta l'asticella dell'attenzione, come avete visto un messaggio semplice, ma durante una serata di puro divertimento, a metà serata, non all'inizio quando la gente sta entrando che magari è distratta, o alla fine che magari può essere anche lì distratta, stanca o un po' euforica, ma a metà serata, quando nel cuore della serata abbiamo voluto dare questo messaggio perché siano molto molto attenti a quello che stavamo dicendo, e così è stato, e l'applauso lo ha anche valorizzato questo messaggio. Assolutamente. Un'ultimissima domanda, Venerandi, riguarda la ripresa a pieno ritmo delle discoteche dopo gli anni e le restrizioni per la pandemia. Adesso ci sono però i rincari a pesare su tante attività, immagino anche sulla vostra. Purtroppo questo è un tema molto, molto importante, le difficoltà sono tante e purtroppo la nostra categoria è stata decimata. Già in precedenza avevamo avuto delle chiusure per parecchi motivi, dall'abusivismo che ci continua a assillare agli eventi appunto organizzati anche in maniera legittima, però purtroppo ci sono degli eventi di importanza talmente elevata che si fa sempre fatica a contrastare a livello di concorrenza, e quindi ci siamo trovati in difficoltà. Il mondo è cambiato, ci sono tantissime offerte, ne abbiamo subito purtroppo le conseguenze, ma la cosa più dannosa sono stati sicuramente tutti quei fenomeni di abusivismo che cerchiamo di combattere tuttora. Anche nel periodo Covid, se vi ricordate, nelle nostre dirette continuavo a portare alla luce questo problema, quindi noi eravamo chiusi e in tanti posti, oltretutto non autorizzati, continuavano le feste di qualsiasi genere. Adesso la musica non è cambiata, anzi, se devo essere sincero, abbiamo notato un aumento dell'abusivismo, anche perché i sistemi di comunicazione permettono a chi vuole organizzare degli eventi di farlo in maniera molto veloce e non essere tracciabile più di tanto, non avendo una licenza, non avendo un'insegna, un nome. Quindi è un contrasto che noi combattiamo con tutti i modi, questo dell'abusivismo, e cercando di essere anche supportati dalle istituzioni. Dopodiché i rincari che ci sono stati sicuramente non ci hanno aiutato, anzi anche questi sono motivo di chiusure o di freno, perché poi non si riesce a investire, non si riesce a dare continuità anche al lavoro per i nostri dipendenti, perché aprire una serata ha dei costi molto alti. Adesso speriamo nelle nuove disposizioni della finanziaria che ci siano qualche sostegno anche per la nostra attività. Ne dico una per far capire su tutte: noi paghiamo l'IVA sugli ingressi
al 22%, mentre cinema, teatri, stadi è al 10%. Siccome sono luoghi di intrattenimento anche quelli, non capiamo perché ci sia questa differenza. Siamo l'unico settore con l'ingresso al 22%. Speriamo che almeno qui ci sia un riequilibrio a livello fiscale almeno. Un nuovo appello che arriva dal mondo delle discoteche e dei locali da ballo al governo. Grazie davvero a Giannino Venerandi. Prego. Sì, volevo dire anche che il nostro settore penso sia fondamentale per chi ha piacere passare del tempo libero, diciamo difenderlo anche dal punto di vista fiscale, secondo me è un danno non solo a noi ma anche alla collettività, perché poi sentivo nelle varie televisioni con i programmi di approfondimento su quello che è successo durante il Covid e soprattutto dopo. I giovani hanno sofferto di questa mancanza di socialità, quindi non solo loro, anche le persone meno giovani, devo dire la verità, perché i nostri clienti, anche quelli più adulti, continuavano a chiamarci, ma quando riaprite non ne possiamo più di stare a casa o di non poterci ritrovare o sfogare o ballare, perché c'è tanta gente che ha una passione anche per il ballo oltre che per il tempo libero, e quindi difendere il nostro mondo è difendere anche la socialità, che è un bene prezioso e fondamentale anche per un equilibrio sociale. Quindi spero che le istituzioni abbiano questa sensibilità non solo locale, che c'è molta sensibilità devo dire, ma soprattutto ai piani alti, quindi da Roma speriamo arrivi un messaggio positivo per noi. Assolutamente, grazie davvero a Giannino Venerandi, buon lavoro, a risentirci, a presto. Grazie a voi. Grazie. E adesso andiamo a Noventa di Piave, dove è stata inaugurata un'area archeologica, l'area archeologica di San Mauro, presso un calendario di visite guidate ed incontri pubblici. Finalmente inaugurata l'area archeologica di San Mauro a Noventa di Piave, insediamento romano riportato alla luce a conclusione di un progetto articolato avviato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto nel 2009 e che vedrà il Comune impegnato alla manutenzione dell'area esterna. Noi abbiamo una realtà che copre circa 300 comuni nell'area orientale del Veneto, e quindi da Feltre fino al Basso Padovano effettivamente abbiamo tutta una serie di centri di interesse archeologico che vanno tutelati, che vanno aperti, e quindi per garantire la fruizione bisogna anche conservarli al meglio. Alla collaborazione dell'amministrazione comunale, la Soprintendenza e parrocchie di San Mauro Martire si aggiunge il fondamentale sostegno per quasi €1 milione da parte di MacArthur Glen. La nostra azienda è sempre molto attenta alle esigenze dei territori nei quali opera. L'aspetto della valorizzazione delle strutture culturali destinate alla popolazione, a beneficio anche delle scuole e della popolazione di studenti, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, per cui siamo stati tanto orgogliosi di prendere parte assieme agli attori istituzionali e pubblici a questo grande progetto di valorizzazione per la comunità del nostro piccolo paese, e oggi di restituirla ai cittadini e ai giovani studenti. A breve è in programma di avviare un progetto di valorizzazione dell'area archeologica e degli altri luoghi significativi di interesse storico collegati attraverso un calendario di visite guidate ed incontri pubblici. Quello che è l'impegno del Comune e la sfida più importante che mi sono preso io come amministratore è quello di fare in modo che ci siano dalla primavera prossima delle visite guidate che ci permettano di far conoscere i nostri scavi e la nostra storia a tutto il territorio. E allora saluto, sono in compagnia adesso in quest'ultima parte della nostra diretta, saluto due primi cittadini, il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, buongiorno sindaco. Buongiorno a Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Buongiorno a tutti. E allora intanto un commento subito ad entrambi, è passato qualche giorno dalla conferenza stampa della Premier Meloni che ha illustrato i contenuti della nuova manovra finanziaria, ve la chiedo da politici ma anche da amministratori che hanno a che fare con la spesa di un comune, in questo momento non certo facile da gestire, insomma un commento su questa manovra che già ha suscitato tante polemiche annunciate dai sindacati e anche dall'opposizione, dal Partito Democratico, delle manifestazioni di piazza. Ma sicuramente è una manovra che
sotto il profilo anche da sindaco devo averne ancora visione e quindi in questo momento è una conferenza stampa. Sappiamo che le conferenze stampa mancano parecchie, dovremmo andare a vedere quello che è scritto in piccolo, ecco. Mi riservo di verificarla per poter dare un mio giudizio, un giudizio complessivo rispetto a quello che è la manovra. Io auspico che i comuni vengano tenuti in considerazione perché 5 anni così sono stati molto difficili tra Covid, guerra, parliamo per San Biagio il Piave, ma tante esigenze e l'aumento dei prezzi, quindi i comuni hanno bisogno di uno Stato centrale che sappia accompagnarli per quelle che possono essere le esigenze dei comuni, perché poi queste esigenze si trasformano in servizi e necessità del territorio e delle persone. Perché poi c'è tutto un sociale che deve dare delle risposte. Certamente in questo momento è molto vivo il fatto sociale sia delle disabilità ma del welfare, cioè tutte le povertà sono aumentate, le persone che hanno bisogno che si rivolgono agli uffici per chiedere aiuto. Ecco, sappiamo che l'aiuto può essere dato per un periodo temporaneo, un'amministrazione non riuscirà mai a risolvere al 100% quelle che sono le dinamiche, i problemi del sociale, mette in campo tutta una serie di azioni per poter essere vicino e poter accompagnare nei momenti di difficoltà il nostro tessuto sociale. Noi ci siamo in prima linea come amministratori di qualsiasi parte politica, però abbiamo bisogno di essere supportati, non possiamo pensare che i comuni virtuosi non siano tenuti in considerazione e coloro che non sono virtuosi poi beneficiano di tutta una serie di aspetti che non vanno bene. L'abbiamo visto con l'ultimo, anche col PNR, dove tutta una serie di risorse i comuni del nord, ma soprattutto quelli virtuosi, sono stati tutti tenuti fuori da quello che potevano essere aiuti da parte dello Stato centrale. Poi faremo un'analisi anche sul PNRR perché è arrivata proprio durante l'assemblea dell'ANCI l'appello in qualche modo della Premier Meloni proprio ai sindaci per l'attuazione del PNRR. Sindaco Della Pietra, un commento anche lei su questa manovra? Io credo che sia stato fatto il possibile con quanto si aveva a disposizione. Chiaro che poi la manovra va vista quando viene calata, no, sui territori. Detto ciò, 30 miliardi poco più, dei quali 21 sono dati per gli aiuti alle famiglie e alle imprese sul caro bollette, per cui capite bene che se tiri la coperta da una parte inevitabilmente con il resto non è che tu possa fare i miracoli. Credo che appunto, stante la cifra a disposizione, sia stato fatto un buon lavoro. D'altro canto mi accodo a quanto detto dal collega, perché siamo adesso in attesa che vi sia qualche emendamento nella discussione, proprio perché ci siano delle decisioni che riguardino i comuni che di fatto soffrono tanto quanto i privati e le aziende, e per di più devono dare anche risposte sia ai privati che alle aziende, per cui ecco, non siamo tra l'incudine e il martello, siamo ben oltre, quindi non è assolutamente semplice, no, amministrare in questo periodo, però come appunto diceva Alberto siamo in prima linea, di certo non è che ci spaventiamo, ne abbiamo viste di ogni, io davvero in questi 7 anni e mezzo che amministro il mio paese ne ho visto, penso di aver visto, mi tocco perché spero di non tirarmela, siamo andati in sempre peggio, tra virgolette. Poi verissimo, ne parleremo dopo come hai detto tu, e quindi mi fido, però il discorso PNRR già è nato male, è stato iniquo, non è stato equo già dall'inizio, quando il 40% del totale delle risorse veniva già destinato al sud e nell'altro 60% comunque il sud partecipava, cioè qualcosa che non quadra c'era sin dall'inizio. Ma allora parliamone subito, visto che l'avete tirato in ballo entrambi il PNRR, perché ci sono delle scadenze per le realtà territoriali, per i comuni, e poi quelle scadenze vanno rispettate, altrimenti si rischia poi di perdere tutto il treno. E per quanto riguarda Spresiano, qual è la situazione? Sappiamo che gli uffici comunali sono subissati di richieste da parte dei sindaci, perché insomma le scadenze ci sono e quella che sono poi tutta la burocrazia che ci ruota intorno non è facile da gestire. Ma di fatto guardate che non è che ci siano state tutte sti bandi come ce la vogliono far credere, perché adesso
correggimi se sbaglio Alberto, però primo asili e mense, poi quello del sociale che comunque siamo calati con gli ambiti e adesso stiamo vedendo là, però i soldi arrivano all'ambito, quindi c'è quella difficoltà, no, nel metterlo a terra. Quello sulla rigenerazione urbana che, permettetemi, è stata un po' una farsa, al netto dei risultati. Io non ho neanche partecipato proprio perché immaginavo che poi dopo alla fine si rischiasse di... e quindi prima solo dai 15.000 in su, poi dopo no, facciamo anche sotto, ma devono mettersi assieme. I comuni che corrono per fare convenzioni, per dopo aver visto insomma cos'è arrivato. Adesso si richiede il rifinanziamento di tutti i progetti, ma anche quello non è che sia proprio una cosa corretta. Quindi dopo c'era quello dei borghi, ma anche lì, cioè, vuol dire, difficile far rientrare Spresiano in un borgo, penso come San Biagio, cioè difficile che certi bandi potessero essere così provati, no? È da un po' che aspettiamo il discorso piste ciclabili, da quant'è? Da settembre penso che dovrebbe uscire qualcosa, ancora non si sa, quindi io mi auguro che arrivi presto. In realtà stiamo anche aspettando il manuale per la piattaforma Regis che doveva uscire entro ottobre e invece ancora siamo in attesa. Ve lo dico perché col centro studi e con l'associazione comuni insomma, ci stiamo lavorando molto su questa cosa. Per cui ecco, gli uffici comunali è vero che hanno richieste, è vero che però non hanno le conoscenze, non hanno proprio la possibilità di metterli a terra e poi dopo insomma, sicuramente la situazione contingente non ci aiuta, anche perché quelli che già sono in cantiere di fatto si sono visti un aumento delle spese, vuoi per i costi materiali, vuoi per il caro energie, vuoi per tutto quello che uno vuole metterci, e tu non è che da amministratore dici vabbè valuto e decido se andare avanti o meno, cioè, devi avere la copertura, devi comunque riportare il piano economico in consiglio comunale una volta che viene modificato, cioè c'è una dilazione nei tempi che francamente arrivare al 2026 con tutto quanto a posto mi pare utopico. Le chiedo subito, ha parlato giustamente di aumento dei prezzi, materie prime, eccetera. E sappiamo che questo incide molto sui lavori che erano stati messi in cantiere nei comuni. Voi avete fermato qualcosa, avete rimandato degli interventi che pensavate di poter fare, ma poi non ci si sta dentro? Allora, noi purtroppo, però qui apro un'altra parentesi e ne parlavamo poc'anzi qua fuori, quando sentivi quel cicaleggio esatto, ero io questa che... pressione psicologica sì, dei sindaci fuori dalla porta. Che ho questa voce sottile, no? No, che purtroppo c'è anche il punto di vista individuale. Cosa vuol dire? Che come in tutti gli ambiti, anche nel pubblico c'è chi lavora di più, chi lavora meno, chi lavora meglio e chi lavora peggio. Al netto del PNRR, attenzione, sì, quindi io avevo nel 2018-2019 dovevo fare una sorta di palazzetto, ma una cosa un po' meno importante di un palazzetto, era una struttura polifunzionale dove si doveva pattinare e fare anche delle feste, no? A Lovadina. Abbiamo messo il finanziamento che c'era stato dato per una scuola, l'abbiamo dirottato lì, 980.000 euro. Il primo studio di fattibilità ci diceva 980.000 euro. Bene, l'ho dato in mano al mio, a un dipendente. Allora, per un anno e mezzo, non si sa cosa sia stato fatto, mi sono trovato che già costava 1,7 milioni. Adesso l'ultima mi ha detto che costa 3,9 milioni lì, però adesso prendo anche il progettista e gli spiego un paio di cose. Però capite che sì, ok la normativa, sì, ok la lentezza anche della burocrazia, di quello che volete, però ecco, è inutile anche sempre nascondersi dietro un buonismo, no? Da parte dei sindaci che difendono a spada tratta tutti indefessamente e incondizionatamente. No, io ho delle persone che, credetemi, andrei domani, mi butterei sul fuoco per loro, per come lavorano, per quanto lavorano e per quello che danno al mio comune. Altre che avrei qualcosa da ridire e se avessi la possibilità di licenziarli come avviene nel privato l'avrei già fatto. Chiedo anche a lei, Sindaco, se c'è qualche opera pubblica che rimarrà nel cassetto del suo municipio al momento, alla luce soprattutto. No, il mio desiderato è no. Diciamo così, rispondo di no, perché voglio dire, l'ambizione di un'amministrazione è quella di portare avanti, andare in continuità, portare a termine quelli che sono degli impegni presi anche
per ambizione personale, perché vuol dire dimostrare anche di riuscire a raggiungere degli obiettivi, ma anche perché non bisogna mai demordere di quelli che possono essere gli obiettivi da raggiungere. Detto questo, è vero, noi abbiamo come amministrazioni, ma tutte le amministrazioni stiamo quotidianamente vivendo una battaglia, la definisco una battaglia nei confronti della burocrazia. È vero che in questo momento le tempistiche, PNR e quant'altro impegnano i sindaci a fare i salti mortali per poter produrre quelle che sono le progettualità, e poi non siamo ammessi a una graduatoria, però non ci sono le risorse economiche. Ecco, siamo presi sostanzialmente, mi sento di dire, presi in giro, perché questo approccio è sbagliato, non si può. Abbiamo già negli anni il personale che via via è diminuito, perché vorrei ricordare che arriviamo in 5 anni, qualche anno fa, 4 persone che andavano in pensione dalla pubblica amministrazione ne potevi assumere 1, e ricordiamoci che comunque dobbiamo dire che abbiamo una platea di dipendenti bravi e capaci, non possiamo dire che non sono bravi e capaci. Potrei concordare che qualcuno... No, ma non ho paura di dirlo, perché mi sono rotto le scatole. Quello che manca secondo me è anche, perché poi potrebbe essere anche soggettiva questa cosa, dipende dalle persone, non abbiamo quelle che possono essere considerate le premialità. Cioè nel privato un datore di lavoro che vede che ci sono le persone che si impegnano, che producono, che fanno il loro lavoro, vanno avanti e danno delle premialità. Qua non ci sono, sono tutti equiparati allo stesso modo, che facciano o non facciano. E questo diventa difficile, perché nella pubblica amministrazione chi ha voglia di fare, chi è efficiente, chi è efficace, alla fine non si ritrova con un apprezzamento proprio pari a zero, non c'è. E questo è un tema che nella pubblica amministrazione è importante, perché poi vuol dire rallentare. Per fare un'opera pubblica ci vogliono 2 anni, tra il pensarla, metterla in piedi e portarla a bando, cioè in gara. È anche vero che in questo momento gli aumenti delle materie prime, dei prezzi, che è iniziato ben prima della guerra, diciamo che è iniziato in concomitanza con quello che è stato il cosiddetto 110, no? E questo ha fatto lievitare notevolmente i prezzi. Anche noi abbiamo messo in gara, ma perché era stato fatto tutto un lavoro, un'opera pubblica da 350.000 euro, non erano cifre così importanti, però posso dire su 350.000 euro è andata deserta, è stato rifatto tutto il percorso. In questo caso non è che si perdono 15 giorni per dire bene rifacciamo il prezzo per rimetterla nuovamente in gara, no, si investono ulteriori 8 mesi per fare questi tipi di procedimenti, e quando è stata rimessa in gara, nuovamente verrà rimessa in gara, stiamo parlando che da 350.000 euro siamo passati a 525. Quindi voi capite che adesso prima parlava da 1 milione, anche San Biagio ha opere significativamente più importanti che superano il milione. Dal milione siamo passati a 1,7 milioni, e non sono così. Perché? Perché 2 anni di tempo nella fase progettuale capiamo che facciamo uno studio di fattibilità, lo studio di fattibilità ti dà un certo importo, ti dà un indirizzo, quindi tutte le procedure per arrivare a quel punto. Quando sei a quel punto sono passati 2 anni, ma nel frattempo, mai come questo quinquennio, sono successe tante cose che mettono anche nelle condizioni un'amministrazione di trovare queste risorse aggiuntive, perché sennò vuol dire lasciare completamente fermo un paese, una comunità, perché le opere pubbliche è quello che serve per il territorio. Adesso in questo momento stiamo lavorando sia col GSE sia con la pubblica illuminazione o altre ipotesi per trovare quelle risorse, perché ricordiamo i comuni hanno risorse proprie e non le buttano via. Perché guardiamo sia per quanto riguarda il sociale, ma anche per quanto riguarda le opere pubbliche, sono sempre comunque bisogni. E oltre a quello andiamo a caccia, uso questo termine, cerchiamo di trovare tutte quelle opportunità che il Paese ci dà o che l'Europa ci dà, perché partiamo dalla provincia, dalla regione, dallo Stato e anche a livello europeo, per poter trovare quelle risorse per fare poi, per produrre e diciamolo anche, quando parliamo di comuni virtuosi stiamo parlando di comuni che l'indebitamento di ogni comune è sostenibile. Ecco, vorrei anche precisare quello, perché anche questo
io dico è una bravura sia dell'amministrazione ma anche di ciò che sta dietro, perché vuol dire riuscire a dare servizi sostenibili o opere pubbliche sostenibili, perché è facile dire facciamo opere pubbliche, facciamo la bella figura di fare debito, mutui, ma dopo bisogna pagarli, qualcuno deve pagarli, anche non far ricadere tutto sulle spalle delle generazioni future, anche questo è importante, quindi anche la sostenibilità vuol dire essere considerati comuni virtuosi. Io vorrei ricordare che nel nostro paese Italia ci sono diverse situazioni, non sto dicendo nord-sud perché le troviamo, sono dappertutto, però dico quando non ci sono queste situazioni virtuose dovremmo prendere dei provvedimenti, invece si copre, si sana un buco ma non succede niente, ecco questo è un tema anche questo. Che poi insomma se le opere pubbliche non arrivano poi i cittadini si lamentano ma non sanno magari quello che poi c'è dietro, come avete sottolineato stiamo voi. parlando, ultimamente stiamo vedendo quanti incidenti succedono nella strada, nell'ultimo anno quanti ne sono successe, vuoi a pedoni, nella mobilità lenta. Noi siamo tutti propensi come amministrazioni a produrre ciclabili, parlava prima, stiamo ancora attendendolo. Oppure ci viene detto fate le cose insieme perché così c'è massa critica e riusciamo a dare delle risposte in modo civile. Cito un esempio dopo concludendo. Abbiamo promosso 2 comuni, Silea e San Biagio, una mobilità lenta che parte da quello di Olmi bypassando l'autostrada arrivando fino a Lanzago. Mobilità lenta, abbiamo una regionale, è pericolosissima, lo sappiamo tutti. Benissimo, abbiamo approcciato al PNR per poter trovare le risorse, 1 anno di tempo per fare tutto questo. Le vicissitudini nazionali hanno ulteriormente rallentato questo iter, ci troviamo a novembre e abbiamo saputo che nei bandi noi siamo, come dicevamo prima, ammessi ma non finanziati. Benissimo, questo vuol dire che un'amministrazione, posso dirlo, che se è attenta, sapendo che il sindaco di Spesiano ha deciso di non partecipare. Noi abbiamo deciso di partecipare, ma nello stesso momento ci siamo anche un po' autotutelati che qualora non arrivassero queste risorse contiamo di poterle produrre autonomamente, come mettere le risorse per poter fare quel tipo di opera. E stiamo parlando su una strada regionale che non dovrebbe essere completamente competenza di un comune. C'è il meteo, la pubblicità e poi torniamo a parlare con i nostri 2 sindaci tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, garanzia di un tempo stabile per tutto il weekend. Il dettaglio di sabato 26 novembre. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo da poco nuvoloso a sereno. Nelle ore più fredde non si esclude qualche locale banco di nebbia sulla pianura e occasionalmente nelle valli. Venti a tratti moderati dai quadranti settentrionali. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime in lieve aumento comprese invece tra 11 e 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Nella notte e di mattina avremo qualche foschia, ma sempre il sole sarà prevalente. Bora moderata in pianura, a tratti sostenuta sulla costa. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato. Solo sui settori più settentrionali avremo maggiori annuvolamenti. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12-13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta mentre mi aggiusto il microfono. Allora abbiamo parlato insomma delle difficoltà nell'essere oggi sindaci, ormai insomma è difficile da anni, prima appunto ricordavano i miei ospiti, ho il sindaco di Spresiano della Pietra, il sindaco di San Biagio Cappelletto, ricordavano gli anni per la pandemia, adesso ci sono tutti i rincari. Vi chiedo
non voglio fare i conti in tasca dei municipi, però insomma le spese di quanto sono aumentate, dove si sta cercando di intervenire il sindaco della Pietra per far quadrare i bilanci? Ci sono state, si è messa mano al bilancio? A me mancavano circa 2 milioni di euro quest'anno, giusto per su un bilancio di 6. Ma non tanto perché, vabbè, allora, io avevo pensato benissimo di togliere l'IRPEF 4 anni fa e se non fosse successo nulla sarebbe tranquillamente lì, quindi l'abbiamo proprio tolta e quest'anno adesso vedo se sia il caso di rimetterla com'era, quindi a 0,4 e credo, sì, quindi un'unica aliquota, quella che c'era con i redditi più bassi chiaramente esentati. Però sì, il gioco vale circa 650.000 euro, quindi a fronte del resto. Cosa vuoi? Allora, è che poi dopo rischio di far polemica e non ho voglia di far polemica. Però Sia la buono, faccio, sindaco. tanto. No, allora, le richieste comunque sono sempre maggiori. Quindi di fatto, se prima mi bastavano, dico una fesseria, 50.000 euro di fondo affitti, adesso ce ne servono 100, no? Quindi sono aumentate le esigenze e per cui nel previsionale tu prevedi. È chiaro che quando hai 500.000 euro di fondone che ti dà lo Stato, riesci a gestirlo, sebbene poi dopo te lo dica strada facendo come gestirlo e a volte no, sei costretto a fare numeri. Quindi hai questo tipo di aumenti. L'escavazione quest'anno a Spresiano non è stato scavato, noi prendiamo un tot ogni metro cubo scavato, è stato scavato solamente a Arcade su una cava che insiste su entrambi i territori, quindi Spresiano 0, quindi segno meno 100.000 per esempio. Gli aumenti, noi paghiamo tutte le utenze di tutte le nostre associazioni, no? E quindi noi abbiamo un 350-400.000 euro di... e, attenzione, è anche una... così, in difetto, è una stima per difetto, quindi potrebbe essere di più, sì, e quindi altri 350-400.000 euro lì, stai presto a fare i conti, non è che ci voglia tanto, mettici un'opera pubblica che da 1 milione è passata a 1,7 milioni e abbiamo trovato il bandolo, no? Non lo so, io francamente sì, ritengo che, e poi dopo, sai, quando hai anche magari la minoranza che strumentalizza queste cose qua, ti monta anche un po'. È il loro lavoro, però attenzione, ci sono modi e modi di lavorare, l'ho già detto prima per i dipendenti, lo dico anche per le minoranze. Detto ciò, poi c'è tutta una serie di altre cose, perché per dire, noi paghiamo le quote ULS, io ricordo quando sono arrivato pagavo circa 260.000 euro all'anno di quote ULS per il sociosanitario. Adesso siamo già oltre i 400, per esempio, no? Ci saranno le quote capitali. Bene, ci saranno ulteriori aumenti, perché? Perché il sistema è un po' complesso, adesso non ve lo sto a spiegare, però anche i ricoveri anziani, anche gli istituti dove vengono inseriti magari persone con problematiche e disabilità, ma anche non solo disabilità fisiche, ma anche mentali e psichiche, va a influire su questo e i comuni debbono pagare. Quindi, e come si fanno a quadrare i bilanci? Si fanno la magia non c'è, quindi... Si fanno le capriole, allora... Cioè dove si taglia? No, ma allora, non sempre si taglia. So che a voi non piace sentir parlare di taglia, voi sindaci, non taglio assolutamente nulla. Però si hanno metri diversi, intanto per gestirlo, quindi lo spauracchio delle variazioni di bilancio. La variazione di bilancio è uno strumento utilissimo, perché nessuno ha la sfera di cristallo. Se io avessi saputo che sarebbe stato il Covid e poi questa crisi energetica, vuoi dovuta alla guerra, vuoi dovuta anche a una bella speculazione che c'è sotto, capite che magari avremmo fatto tutti dei conti diversi. Però al di là appunto di queste cose che sono accadute, io credo che non serva tagliare, perché vedete, quando tu investi tot il primo anno che sei in amministrazione per dare un servizio, l'anno dopo con gli stessi soldi o aumenti le persone che usufruiscono di questo servizio
oppure spendi meno, oppure ti metti insieme e dai, cioè spesso per garantire gli stessi servizi non servono i soldi che hai messo all'inizio, ne servono meno. So che può sembrare in contrasto con quanto ho detto prima, che invece, però in realtà è così, cioè se tu vai ad ottimizzare le risorse e a creare un welfare che ti permette anche di risparmiare, lo puoi fare di fatto. Poi dopo anche lì sono scelte differenti. Prima si parlava di sociale, io adesso, ma non perché io sono bravo, cioè, o noi siamo bravi, non è questo il tema. Adesso assumeremo la quinta assistente sociale a Spresiano, quindi magari abbiamo avuto anche un po' di fortuna forse di iniziare un percorso in quel settore che adesso magari riesce a toglierci qualche castagna dal fuoco in più, però qualcun altro avrà fatto delle scelte differenti e avrà dei vantaggi maggiori in un altro settore, ecco. Quindi sì, noi siamo particolarmente bravi, credo, e adesso arrivare comunque a chiudere quest'anno il bilancio prima del 31 dicembre non sarà cosa semplice. Lo facciamo, per amor di Dio, perché però credo che qualcuno dovrà posticipare l'approvazione del bilancio. San Biagio, cosa succede con il bilancio? Sicuramente entro il 29 dicembre è già programmato anche noi il Consiglio Comunale per Per portare il trascorrere il bilancio. Capodanno con tranquillità e con l'animo leggero. Soprattutto perché come amministrazione abbiamo deciso di non andare in amministrazione provvisoria e quindi, esatto, e quindi vogliamo avere la piena capacità di quello che può essere la gestione del bilancio. Detto questo, è vero che ci sono gli aumenti, ci sono stati tutti gli aumenti energetici da 300, cito un esempio, dei numeri, da 350 mila euro siamo passati a 1 milione, quindi fino al mese scorso fino a novembre riuscivamo a sostenere quella che era una spesa. Adesso con la variazione che porteremo il 30 di novembre, perché poi lo facciamo anche a piccoli passi, no? Intanto pensiamo a quello che c'è per i prossimi mesi, poi perché se dovessimo pensare per tutta l'annualità molto probabilmente non avremo le risorse, quindi lo facciamo a piccoli step, a piccoli passi, e quindi la copertura la daremo. Però è anche vero, dove li prendiamo i soldi, dove li troviamo i soldi, dobbiamo fare di necessità virtù, perché altrimenti l'alternativa è, come diceva il sindaco di Spresiano, aumentare i balzelli nei confronti del tessuto. No, che passa una roba. No, ma dopo spiego, va bene. Però ho capito, però come diceva il sindaco di Spresiano, no, il sindaco di Spresiano li ha tolti. Si rimette esattamente come era, quindi è stato un omaggio fatto perché dopo sembra quasi che uno aumenti le tasse. Allora, corretto. Perdonami, ma lo so che non era. Non è mia intenzione fare polemica, però voglio dire, le amministrazioni si ritrovano nello stesso momento in cui da un lato c'è un aumento di quelle che sono i servizi piuttosto di altre voci di spesa nei nostri capitoli, da qualche parte se non arrivano i soldi, perché tante volte si discute perché ci sono gli accordi pubblico-privato, perché c'è il territorio che può produrre, può dare attraverso gli accordi, il consumo di suolo, il piano casa, che poi non ci sono più entrate perché piano piano le amministrazioni comunali hanno anche tolto risorse. Cosa succede in questo caso con quello che sta succedendo? Io parlo per quanto mi riguarda San Biagio, perché noi abbiamo una tassazione dell'IRPEF, non l'abbiamo a zero, ognuno contribuisce, la collettività contribuisce, con quello riusciamo a dare delle risposte. È chiaro che non sono mai delle risposte, perché dicevi prima tu, anche Sino di Spresiano, diceva che comunque non è che facendo una manovra riesci ad avere tutto il fabbisogno di quello. Tante volte io ho cominciato a spegnere un punto luce sì, un punto luce no. E non è facile, perché sappiamo che poi bisogna fare una serie di... Ci sono le persone anziane che poi vengono a chiederti che non c'è solamente l'aspetto energetico, c'è l'aspetto anche sociale, in questo caso la paura di una percezione, certo. Ma anche vuol dire magari nel nostro territorio fare uno sfalcio erba, giusto per mantenere un certo decoro nei nostri territori, vuol dire magari 50.000 euro a sfalcio. Lo fai con cadenza di 1 mese e mezzo, quant'altro, però intanto incominci, al posto di mettere 300.000 euro subito per fare tutto, vai a bando con 200.000 euro, pensi di fare quei 4-5 sfalci, poi si vede come va anche l'annualità, perché può essere più secca e quindi abbiamo azzeccato, riusciamo a stare dentro, ma potrebbe essere più porosa e quindi esserci una maggiore altezza di quello che è l'erba sui cigli stradali. Anche questo poi
contempla la sicurezza o decoro, però sempre nell'ottica, diciamo, facciamo questo tipo perché oggi i comuni, le amministrazioni, poter dare tutto non riescono. È vero, noi cerchiamo di mantenere un equilibrio su tutte quelle che possono essere le varie voci di spesa. Prima Della Pietra diceva disabili, guardate, ma noi ci consideriamo fortunati se non abbiamo bambini da inserire dentro le strutture, perché arrivano a costare anche a 300 euro al giorno e quando ne hai 3, 4, 5 possono capitare. Sono impegni di spesa che vanno in parte corrente e vengono sostenuti con quelle risorse lì e sono risorse di tutti. Certo riusciamo, ma le nostre risorse non sono illimitate. Poi nello stesso momento, spesso e volentieri, ci sentiamo anche, parlava di minoranze, ma ci sentiamo anche tacciati di non riuscire magari a dare determinati servizi, ma è complessa la macchina amministrativa, è complessa, noi forse la conosciamo, dico forse perché non voglio avere questa bisogno, però la conosciamo perché siamo anche i sindaci e i sindaci sono quotidianamente lì, abbiamo deciso di essere lì dalla mattina, io so quando inizio ma non so mai quando finisco, quando vado a casa. Vuol dire, non è, fare il sindaco è bello, è una passione, è un qualcosa che ti fa sentire anche in determinati momenti bene perché stai facendo qualcosa per la tua collettività, è una passione che abbiamo dentro, però ci sono anche le amarezze, ci sono tante amarezze, soprattutto quando magari, va bene, oneri e onori, ci sta, oneri e onori, però non è semplice essere sindaci oggi sapendo che le esigenze sono tante e non si riesce a dare risposte a tutti, questo è... Sindaco Della Pietra, parlava il collega di San Biagio dell'importanza dell'illuminazione pubblica proprio per la sicurezza stradale, sicurezza, non mi guardi così, e sicurezza per quanto riguarda anche il fenomeno dei furti che riguarda in modo, lo raccontiamo noi ogni giorno nei nostri telegiornali, in modo trasversale tutta la provincia, nel senso che non c'è una zona che viene risparmiata dai ladri, adesso insomma con il cambio dell'ora viene buio prima, e quindi insomma è anticipata l'entrata in scena appunto dei malviventi. Spresiano, ci sono arrivate delle segnalazioni da parte dei residenti che parlano di episodi di furti andati a segno o sventati anche proprio dall'intervento dei cittadini e spesse volte complice in qualche modo anche magari l'illuminazione pubblica che a volte non funziona. Ha avuto segnalazioni di questo genere? Mi sembra di no. 2 nell'ultimo mese, 2. E ho spiegato che in un caso c'è proprio il problema che abbiamo messo gli orologi astronomici nei quadri dove abbiamo potuto metterli e c'è stato proprio un problema di regolazione. Probabilmente c'è ancora da sistemare qualcosa, ma lo faremo a breve. In un altro caso era proprio saltato il contattore e quindi siamo andati noi a rialzarlo come facciamo spesso. Io ho le chiavi in macchina di tutti i contatori, giusto perché si sappia. Adesso però bisogna anche cercare di analizzare un po' a bocce ferme il tutto. Io sono assolutamente solidale nei confronti di chi viene colpito da un furto, anche perché poi non è neanche tanto spesso il valore delle cose che vengono sottratte quanto proprio il fatto che ti siano entrati in casa, quindi assolutamente credo che non ci sia sensazione peggiore, ecco, e non è facile neanche superarlo. Detto ciò però non si debbono cercare i capri espiatori sempre e comunque, perché ritengo sia sbagliato e faccia ancora più male anche a se stessi, cioè è una giustificazione che lascia il tempo che trova. Mi spiego meglio. La luce è spenta, sono venuti a rubare, non è un corollario. Per l'amore di Dio, pensa che c'è anche chi dice invece che con le luci accese rubano meglio, perché attenzione, sei sempre nel limbo di quello che... Quindi ecco, da parte mia voglio rassicurare che non c'è nessuna idea di spegnere le luci, poi alle 5 del pomeriggio, insomma, sarebbe quantomeno inusuale. Però ecco, neanche che il comune sia il capo espiatorio di tutto. Prima giustamente diceva oneri e onori mi sta bene, capo espiatorio mi sta un po' meno bene. Ecco, tutto qua. Noi assolutamente cerchiamo di continuare col servizio, poi dopo ognuno giustamente la pensa come crede e sono leciti tutti i pensieri a riguardo.
noi non abbiamo pensato allo spegnere uno sì o uno no, ma non perché non lo riteniamo valido, perché magari abbiamo, soprattutto con la Pontebana, noi abbiamo delle difficoltà. Purtroppo gli impianti sono vetusti e spesso intere zone del paese sono collegate alla Pontebana, quindi rischieremo anche di avere proprio dei caos seri, no? Adesso ci stiamo adoperando per risistemare tutto l'impianto in modo tale che ogni singolo lampione sia telecontrollato o telecontrollabile, e quindi magari, ecco, si può diminuire l'intensità senza mai creare iconi d'ombra. Anche lì c'è tutta la parte del codice della strada che quindi deve essere tenuto da conto. Una cosa velocissima, perché Alberto ha detto una cosa sacrosanta, al netto del motivo per il quale il ragazzo, il bambino o qualsivoglia persona venga inserita in comunità. Giustamente ci sono comunità psichiatriche che arrivano ben oltre i 300 euro al giorno, quindi li moltiplichiamo per 365 giorni, vuol dire 100.000 euro. Comincia ad avere 2 o 3 persone, diventano 300.000 euro. Spesa corrente, quindi le spese per i servizi, diciamo così, che magari giustamente a volte noi parliamo, ecco. C'è una parte delle spese per investimento, quindi spese per cose, che tu puoi portare, no? Puoi traslare, non tutte chiaramente, ma una parte lo Stato te la lascia portare di là. Cosa significa? Significa che 5 persone in comunità, strade non asfaltate. So che detta così, oppure ecco, nella spesa corrente abbiamo il taglio del verde, significa erba alta. O da una parte o da che altra, non è che ci scappi, quindi sì. Si torna sempre al noi discorso. Ci stiamo battendo da sindaci, le dico, no, ci stiamo battendo da sindaci per la viabilità, per la gestione della viabilità. Allora, se io devo gestire la viabilità, siccome le risorse devono essere utilizzate in parte investimenti, d'accordo? E se le uso in parte corrente, potrei usare anche quelle in parte corrente perché ci sono dei distinguo, burocrazia, ma ci sono dei distinguo. Io devo, se uso parte corrente che mi consente, devo fare un progetto e non posso fare il tappettino da 3 centimetri per fare un riordino della strada, quindi di manutenzione. Io non posso fare manutenzione, perché se faccio manutenzione devo fare l'altro capitolo dove devo fare 10 centimetri, quindi grattare, tirare via tutto e dopo fare il tappettino di 3 centimetri. Quindi io sono obbligato per fare un tot di strada, di viabilità, a spendere 100.000 euro magari per fare 100 metri. Se lasciassero la possibilità ai sindaci di poter utilizzare le manutenzioni, quindi non in parte investimenti, riuscirei a spendere quei 100.000 euro, d'accordo, comunque li investirei, ma riuscirei non a farne 100 metri, riuscirei a farne 300. Quindi avrei una manutenzione, una viabilità che sarebbe molto più in ordine, e invece siamo costretti per norme di carattere superiore a dover investire risorse e poi ci dicono, madonna, tutti quei soldi là per fare una cosa. Tante volte siamo partiti all'inizio, facciamo una battaglia contro la burocrazia, e in sede ANCI, in sede, adesso la ministra al centro studi, quante cose sono state fatte proprio da parte di sindaci per poi produrre documentazione da trasmettere agli organi superiori. Spesso volentieri ci sentiamo inascoltati. Questo è una criticità, la definisco così, perché i problemi, abbiamo visto che ci sono i problemi di salute, piuttosto, quelli sono i veri problemi, le altre sono cose che potrebbero essere risolvibili, magari anche senza costruire chissà che percorsi pirotecnici. Sindaco, un'ultimissima domanda. Domani il suo comune rientra tra i 29 comuni della provincia di Treviso, dove verrà messa in atto una simulazione di disservizio della fornitura di energia elettrica. Sì, cosa succederà? Ho già visto anch'io il giorno 27, se non sbaglio, giorno 27, esatto. Oggi difatti daremo anche comunicazione noi, perché abbiamo visto che ci sono anche comunicazioni nel nostro territorio. Verranno fatti dei stacchi di luce per pochi minuti, proprio per non creare poi tutta una serie di problematiche alla collettività, per fare delle prove sostanzialmente di togliere la corrente e riagganciare la corrente sostanzialmente. Siamo uno dei comuni, oltre mi sembra siamo 29 comuni, ma anche limitrofi, una
parte diciamo della Treviso Sud, ecco, in modo particolare. Noi adesso godiamo anche di un servizio WhatsApp, quindi diamo questo tipo di informazione, perché è venuto fuori anche ieri sui quotidiani questo tipo di informazione, questo tipo di notizia, quindi la rigiriamo alla nostra collettività in modo che se dovessero evidenziarsi questa mancanza di corrente sappiano che è dovuta a questo, perché solitamente poi quando c'è la mancanza di corrente scattano subito le segnalazioni per capire cosa è successo. Quindi grazie ancora anche di questo, perché così riusciamo a dare, perché non è solo San Biagio o le Roncade, San Biagio, cioè c'è una lista. Questa sera nel nostro telegiornale daremo la lista completa, comunque l'interruzione sarà tra le 7:30 e le 12, quindi questa fascia oraria. La mattinata. Grazie davvero al sindaco Alberto Cappelletto del comune di San Biagio di Callalta, al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, grazie davvero ad entrambi per essere stati miei ospiti, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.